progetti, se ti va. Vuoi vivere la vita insieme a me? Mi parli di coraggio e volontà e cerchi con affanno il mio domani, con tanta e tanta voglia di amare. Che cosa vuoi che voglia dire amare? La vita programmata e forse amare, domani ancora uguale. Amare non basta aver 20 anni per amare, illudersi che insieme sia migliore e poi sentirsi male. E come sai, un giorno mangia l'altro e dai l'età, diritto di votare e dire no, bisogno di campare e dire sì, e cerchi l'evasione più banale, oppure esplodi addio domani. Amare, che cosa vuoi che voglia dire amare? La noia quotidiana e forse amare, domani ancora uguale. Amare, volersi ad ogni costo non è amare, illudersi che sia se fai l'amore e poi sentirsi male. Amare, volersi ad ogni costo non è amare, illudersi che sia se fai l'amore. Buongiorno, buongiorno, non è un bel buongiorno perché ci sono questi due ragazzi che li stanno cercando, che veramente è una situazione drammatica per tutti, specialmente per le nostre sensibilità almeno. Cosa sta succedendo? Io ieri, sapete, sono stata al Mazzotti, questa ragazza che ho sentito, perché giustamente sono arrivata anche tardi, ma ciao, qua sono. E ha detto: noi vogliamo essere ascoltati, dovete capirci di più, si riferiva naturalmente, si rivolgeva ai docenti. Ognuno di noi ha una sua personalità, ma siamo bravi ragazzi. Pensate cosa ho sentito ieri, io che li difendo sempre. E naturalmente ho sentito parlare tutti gli adulti, sempre tavola rotonda di adulti, anche se era mirata, per carità. Allora io ho detto semplicemente, sono stata cortissima,
Scusate, ma i ragazzi perché non parlano? Hanno già parlato all'inizio, poco secondo me, molto poco, perché si sente il clima che c'è qui dentro. I ragazzi parlano sempre poco, parlano gli altri, sanno tutto, danno lezioni quando ero giovane io, cosa ho fatto io, i miei professori, ma chi se ne frega, io voglio sentire i ragazzi e questa sera, anzi oggi parleremo con questi ospiti, questa sera sentirò anche questi ragazzi perché adesso sono a scuola, ma ho intenzione di continuare e parlerò con Luca Sartorato, presidente CEIS Treviso, servizi per le dipendenze, servizio di pronta accoglienza. Grazie dottor Sartorato di essere qui con Mirella perché ci tenevo tantissimo. Abbiamo anche collegato il dottor Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia per i diritti delle persone con disabilità. Stamattina vado a spasso, stamattina vado a spasso. Buongiorno anche lei dottor Giacobini e grazie di essere qui con Mirella. Allora partirei proprio dal dottor Sartorato, visto che abbiamo cercato di fare anche un percorso assieme, un percorso molto faticoso, perché tra la burocrazia, tra i tempi ristretti sempre, però io penso che forse dobbiamo fermarci tutti, fare un passo indietro, andare a prendere questi ragazzi, specialmente i fragili, quelli che sbagliano ma che hanno voglia di rialzarsi e di capire come fare per aiutarli. Non è possibile che una ragazza ieri alla fine di questa tavola rotonda dica ai suoi docenti non ci capite, noi abbiamo bisogno di avere più spazi e di essere più capiti, più compresi, perché siamo bravi ragazzi. Prego, dottor Sartorato. Allora, è chiaro che in questa dimensione di cambiamento così veloce dal post-Covid in poi tutto diventa molto più complesso e se tra le parti non ci si ascolta diventa ovviamente tutto molto più difficile. Appare sempre per quanto riguarda le sostanze che i giovani hanno un approccio molto diverso dal prima del Covid, dal post-Covid, ma è anche vero che tutto il mondo sta cambiando. È anche vero che o ci mettiamo in una posizione di ascolto tra le varie componenti della società civile, quindi la parte della nostra comunità territoriale, oppure diventa difficile fare qualsiasi cosa perché i problemi sono tutti frammentati e se non facciamo lo sforzo di mettere insieme le varie problematiche, partendo dall'ascolto, diventa tutto molto più complesso. Sentiamo come commenta il dottor Giacobini. Prego, dottore. Siamo nell'ambito della fragilità, siamo nell'ambito delle difficoltà che riguardano le nuove generazioni, riguardano anche età più avanzate, età più mature, diciamo, almeno da un punto di vista teorico. Sono le facce di una stessa medaglia, molto spesso ad esempio nei giovani con disabilità, nei giovani e nelle giovani con disabilità, soprattutto nei ragazzini, ragazzine ancora in tenera età, non si lavora a sufficienza anche sulle persone con disabilità nella cosiddetta transizione alla vita adulta, no? È una delle difficoltà e dei disagi, per cui alcune difficoltà che segnalava chi mi ha preceduto, alcune necessità sono ancora più evidenti nelle disabilità, cioè il tentativo già in giovanissima età di costruire delle competenze trasversali che servono nella vita, che servono ad affrontare delle difficoltà, a strutturare il tempo, a migliorare la quantità e la qualità delle relazioni che ognuno ha, in particolare se il giovane è strettamente funzionale a trasformare dei bimbi in adulti maturi, tendenzialmente indipendenti, curando anche il distacco dalla famiglia di origine, il naturale distacco dalla famiglia di origine. Per fare questo bisogna lavorare sia sulle generazioni nuove che non hanno disabilità, sia per quelle che hanno disabilità. Nel caso delle disabilità ci vogliono delle attenzioni particolari, perché siamo di fronte a un contesto che non sempre è preparato alla disabilità, siamo di fronte a delle magari difficoltà oggettive
quindi anche tutta quella parte di sperimentazione, di avvicinamento al mondo del lavoro, di occupazione durante il giorno, di stimolare lo sviluppo appunto di competenze trasversali, di competenze che servono nella vita, di competenze che servono nel pensiero, nell'espressione critica, nella costruzione critica del pensiero, sono utilissimi per tutte le nuove generazioni, ma hanno un ruolo determinante in una situazione di fragilità come quella dei ragazzini con disabilità. Questo abbiamo un'enorme difficoltà a farla, a calarla, a fare in maniera che siano percorsi inclusivi, quindi tra pari. Mi scusi dottor Giacobini, ma non le sembra che i disabili siamo noi? Allora io pregherei anche la regia se trova di quelle immagini di San Marco dove ho portato 200 fragilità tra ragazzini dei CEO, ragazzi, persone, RSA e studenti, sempre fragili naturalmente perché si chiamano fragili, forse è meglio che disabile fragile a mio avviso. E le posso assicurare pochissimi educatori, qualche insegnante, 2, i volontari miei, e siamo partiti in 200 da Porte Grandi, con disabilità anche pesanti, e siamo ritornati alla sera alle 7. Siamo andati a visitare i musei civici, la Fenice, siamo stati accolti a Piazza San Marco, ci hanno dato anche Leone d'Oro dalle autorità, abbiamo mangiato nelle motonavi. Uno che abbia detto sono stanco, non c'è stato, siamo ritornati alle 7 di sera. Uno che abbia detto ho dato segni di insofferenza, non c'è stato. La domanda e la risposta era sempre felicità. Non si è parlato di disabilità, ma era una gita inclusiva, inclusione, ma soprattutto il stare assieme. Il bisogno di stare assieme, di conoscerci, di vedere cose nuove. Allora io ho capito molto bene lei che dice è difficile e bisogna trattare le varie fragilità in maniera anche competente e consapevole, ma non mi risulta che lo stiamo facendo, dottor Giacobini, l'ho detto e lo dico anche al dottor Sartorato, perché io quando sento un ragazzo della consulta provinciale di Treviso, responsabile, alla mia domanda cosa sono i CEUD e mi risponde residenze per anziani con difficoltà, siamo lontani 1000 luci da quello che è far sentire queste persone normali, perché sono normali, eccoli qua, si muovono in maniera diversa, ma si muovono, hanno una sensibilità che va oltre, tanto è vero che il direttore della Fenice, il dottor Henry, ha chiamato una di queste ragazze perché fa teatro con una disabilità grave, collega, e lei ha sorriso. È stata premiata anche una coppia di fidanzatini con la spilla della Fenice, perciò soci della Fenice. Allora in quel momento io mi sono permessa di dire forse siamo noi disabili, perché ho capito che ho ragione, siamo noi disabili, che non vogliamo capire che stiamo parlando di persone con varie fragilità, per l'amor di Dio, ma che dobbiamo iniziare a chiamarli per nome e non handicappato, disabile, down, perché non si può andare avanti così. Noi non faremo nessun passo in avanti e cambiare certi educatori che se sono stanchi, perché tanti anni, cambino lavoro. Ecco, e mettere ragazzi giovani, perché ho visto i giovani accompagnatori, lo dico anche al dottor Sartorato, di una sensibilità, dottor Giacobini, di una preparazione, ma i grandi capi li tengono bloccati. Allora capisce che io vado e vedo e ho il coraggio di dire queste cose, da pur parlarne o mettiamo sempre la polvere sotto il tappeto e diciamo facciamo il minestrone, tutta disabilità, tutta fragilità, competenza. Dottor Sartorato, poi vogliamo il commento del dottor Giacobini. Beh, non è facile commentare questi argomenti, rimane sul tema del dottor Giacobini sull'inclusione, no? Cioè sul bisogno e sulla centralità di quello che è l'aspetto di inclusione per tutte queste persone che per tanti motivi hanno dei percorsi complessi e diversi, diciamo, da quelli che tu non accetti la parola normalità, ma insomma in questo senso. Allora,
per fare, e così chiedo anche l'opinione del dottor Giacobini, per fare e per lavorare sull'inclusione abbiamo bisogno di 3 elementi fondamentali. L'inclusione ha bisogno di un lavoro, perché il lavoro dà dignità e perché il lavoro è un tema inserito nel primo e nel quarto capitolo della nostra Costituzione. Evidentemente il lavoro ha un ruolo importante all'interno del tema dell'inclusione e già nel lavoro potremmo fare che nelle postazioni le persone non sentano la diversità, ma con l'approccio anche della parte dell'informatizzazione possano diventare persone incluse dentro il mondo del lavoro senza sentirsi in nessun modo disabili. Queste persone hanno bisogno di una casa, di autonomie, di vivere insieme, perché senza casa ovviamente vuol dire frammentare un percorso di inclusione sociale, e hanno bisogno anche di persone che si occupano di loro per il tempo libero, e in questo caso l'uscita a Venezia è eccezionale in questo senso. Hanno bisogno di avere nuove relazioni e in questo caso il mondo del volontariato può fare molto nel tempo libero di queste persone che autonomamente non sarebbero in grado di andare nei circoli piuttosto che in altre parti, invece attraverso un lavoro di una nuova comunità, perché qui si tratta di essere una nuova comunità. La comunità precedente non funziona più. Oggi bisogna essere delle comunità che accolgono e danno lavoro, che danno nuove relazioni, che diano un'abitazione a queste persone anche in forma di co-housing, non necessariamente un appartamento per ciascuno, anzi è più facile che ci sia un inserimento anche fra diverse fragilità, ma di fatto la cosa importante per fare inclusione è un lavoro, una casa e nuove relazioni. La domanda è: noi siamo una comunità inclusiva? Siamo un territorio inclusivo? Questa è una domanda importante. Dottor Giacobini, prego. Mi permetto di concordo sullo schema, sul riepilogo del dottore che si è appena ricevuto. Mi permetto di chiosare di declinare alcuni aspetti. Questione abitare. A me piace dire che non è una questione di casa inteso come muro, come tetto, come infissi, eccetera, o come arredamento, ma è una questione di, e torno sul tema appena sottolineato, di abitare sociale, cioè di riuscire a usare la casa, che è solo uno strumento per vivere esperienze di relazioni, per mantenere relazioni con il territorio, una casa come un luogo sicuro dove tornare, dove vivere, dove invecchiare, dove regredire anche, in cui mantenere delle relazioni. È strumentale esattamente a quella che si chiama poi inclusione e vivere nella comunità. Queste operazioni di vivere in autonomia o comunque di vivere nell'autonomia possibile o comunque di vivere con delle relazioni possibili, e su questo è sacrosanto, solo con una alleanza, con una complicità con il territorio di riferimento. Il lavoro è strumentale solo non solo in termini economici o microeconomici o di vita, ma è strumentale a costruire quello che dicevo prima, anche un'identità personale, a moltiplicare la qualità e la quantità di occasioni praticabili. Questo oggi difficilmente avviene, ma bisogna avere ben chiaro questo, non solo meramente l'occupazione. Teniamo presente che persone con disabilità che esistono, c'è una definizione di ONU che mi parla di menomazione da una parte ma anche di barriere dall'altra, quindi di responsabilità sociale, è un concetto estremamente astratto. Ogni persona è diversa dall'altra, ha delle peculiarità, delle aspettative, delle situazioni personali, un retroterra che è diverso dall'altro. Quindi devo anche avere la possibilità di creare un percorso lavorativo che gli consenta di dare il massimo delle sue competenze o di svilupparne delle altre e di avere delle relazioni nel contesto lavorativo con i datori di lavoro, con i colleghi, soprattutto con i pari, che sia inclusivo. Tempo libero.
Tempo libero significa occupare degli altri spazi, no? Cioè la casa, quella di prima, non è un luogo dove mi chiudo dentro e vivo perché ho dato la garanzia alla personcina con disabilità o all'anziano di stare. Non è l'unico posto in cui si passa la quotidianità, altrimenti diventa un fallimento, diventa un microistituto. Quindi anche tempo libero, il praticare occasioni formali, informali, ancora una volta è un'altra alleanza, un'alleanza con le organizzazioni del territorio, un'alleanza con il no profit, un'alleanza con le parrocchie, con i gruppi informali, con tutto il resto, ma che ha bisogno di essere accompagnata. Interrompo un attimo, dottor Giacobini, perché è arrivata una telefonata, se no mi cade la linea, purtroppo funziona così. Ciao Rinaldo, scusa, ma dovevo appunto aprire con queste importanti parole di questi due illustri ospiti. Prego. Ella va benissimo. Buongiorno a te, ai tuoi ospiti, va benissimo, va benissimo. E allora volevo dire che l'esempio che ti ha fatto del portare in giro questi fiori, sta gente, ti ha detto una strada nuova. Adesso non bisogna mollarla, bisogna continuarla, va bene? Perché se abbiamo i problemi, ogni giorno che parliamo dei problemi, adesso io da demolare per parlare di problemi e di risolverli, perché a parlando, acqua e sacco, non fa fritto, e sappiamo benissimo come che è storia, che la politica si dà da fare, che si dà da aiutare queste persone, sta gente, bisogna essere umani come gli altri, bisogna aiutarli con i fatti, non con le parole. Perché se ti vuoi che parliamo, mi con una certa età, ho sempre sentito parlare di queste robe e ancora adesso cosa vuol dire? Vuol dire che poco si sta fatto, perché persone come te ne rese poche, Mirella, hai capito? Questo è il discorso. E dopo la colpa della pandemia. Ma non è vero niente, perché anche che tu ci sta a casa e non ti dà soldi per muoverti, dove ti va? La pandemia è stato un episodio, no? Che brutto che abbiamo passato tutti quanti, ma non abbiamo da dare colpa alla pandemia, abbiamo da vivere, Mirella, e la pandemia si è passata, cominciamo, andiamo avanti da nuovo, adesso i giovani, i fiori, gli intelligenti, gli studi, e tutto, quello che non avevamo noi altri, io avevo una cartella di cartone, una penna, un libro e un sussidiario in 5, e abbiamo creato l'Italia, adesso va tutto a disposizione. Perché lo con anche chi studia con intelligenza artificiale, i dati fa tutto oggi. Bisogna che impareremo a vivere, è passato, andiamo avanti a creare nuove situazioni di lavoro per i giovani, andare incontro a chi che ha buona volontà. È logico che i giovani non era mai come va nessuno, neanche quando vedevano giovani lì, erano fuori di testa secondo i vecchi. Ma il mondo è così, bisogna i giovani aprire qualche strada, magari 620 non lo viene, ma 80 ti porti sulla buona strada. Non con gli esempi, con le robe sicure e promesse, con le promesse non ti metti sulla pignata ai paglioi, è la certezza. Cara Mirella, ti saluto, buongiorno a te. Grazie al nostro Rinaldo. Allora prego, dottor Giacobini, terminiamo, poi passiamo al dottor Sartorato che stava terminando il discorso, prego. Un'altra riflessione riguardo all'inclusione, alla praticabilità e a tutto il resto, sì. Organizzare spostamenti, movimenti, eccetera, ci piace anche immaginare che la singola persona con disabilità abbia anche la possibilità di frequentare luoghi e occasioni che nulla hanno a che vedere con la disabilità. Infatti i musei sono fatti apposta, i teatri sono fatti apposta, ma io li vedo molto poco perché costa portarli in giro, vuol dire impegnare gli educatori, vuol dire investire nel sociale. I genitori hanno sempre colpa, i genitori sono distrutti. Dottor Sartorato. No, è questo il tema, nel senso che l'aspetto della modalità con cui si interviene. Ci sono degli episodi nei territori, il CEIS ne è un esempio con i centri di aggregazione per la salute mentale, dove ci si occupa sostanzialmente in maniera esclusiva del tempo libero, perché è un'area importante, al di là di tutti i servizi che possono essere dalle 9 del mattino, dalle 8 alle 17 come l'orario di lavoro normale, poi c'è tutto il resto che va accompagnato e quindi di per sé
può essere legato alle attività di natura socioculturale, come possono essere le attività di natura sportiva, perché lo sport è un elemento importante di riabilitazione e di inclusione sociale. Poi, se vuoi, torneremo anche sull'argomento dello sport, perché sai che è fondamentale. È un ambito molto importante dell'educazione. I ragazzi passano il loro tempo, soprattutto nell'area estremamente giovane, tra la scuola, la famiglia e lo sport. Lo sport deve diventare un elemento educante che educa non solo all'attività della parte tecnica del mondo dello sport, ma anche lo stare insieme, lo spogliatoio, il terzo tempo e tutto l'aspetto Tanto è vero educativo. che è stato inserito nella Costituzione finalmente quest'anno, nel 2023. Abbiamo Maurizio da Arre, vai Maurizio. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, vorrei coinvolgere i tuoi ospiti e credo, Mirella, che qua sono sicuro di toccare un tasto molto molto importante, visto che anche tu ogni tanto ne parli, però bisogna un attimino approfondire questa cosa. Allora, prima si parlava delle abitazioni nostre, che la nostra casa è un rifugio e tutto quanto. Benissimo, allora, visto e considerato che Mirella, adesso si esce la sera e non si sa se si torna a casa vivi, perché visto e considerato che c'è queste baby gang, questa gente che ti ammazza, adesso io non lo so che cosa sta succedendo a Milano, poi non ti dico, però anche qua a Padova ci sono dei casi. Poi, secondo punto, e qui voglio coinvolgere il professore, adesso non mi ricordo come si chiama, sul fatto che gli anziani e tante persone che sono in ospedale, disabili, eccetera, vengono occupate abusivamente le case. Possibile che non si possa venire, Mirella, su questa questione, perché veramente qui non si sa più se, quando arriviamo a casa la sera, troviamo la casa nostra libera, perché qui veramente stiamo andando verso a un baratro profondo. Io vorrei che ne approfondirete, cioè che ne approfondiste di più di questo discorso, perché è importante. Ecco, io vi saluto e ti saluto anche a te, Mirella. Ciao. Ciao Maurizio, fortunatamente sono pochi i casi di occupazione abusiva e ci sono anche le forze dell'ordine e bene o male si riesce a gestire la questione. La questione invece che vogliamo gestire questa mattina, Maurizio, assieme a questi ospiti, è capire come aiutare queste fragilità, perché da sole non ce la faranno mai. Ecco, loro ce la mettono tutto, si parlava del lavoro, certo che si parla di lavoro, c'è anche la legge che dà la possibilità alle imprese anche con degli sgravi fiscali, numero uno, ma è stata fatta una statistica l'altro giorno, non vengono assunti, non li vogliono, è inutile che ci gira il lavoro e io vi posso assicurare, io li vedo a Villa Margherita quando fanno questi lavori di giardinaggio, sono bravissimi. Forse sono più bravi degli altri perché si impegnano in una maniera incredibile e fanno il lavoro bene, ma non si deve fare. Qualcuno non vuole questo. Non vuole questo perché? Perché la fragilità deve rimanere fragilità, se no io come gestisco la fragilità se li faccio fare tutto? Il dottor Sartorato sorride, mi viene da piazza, il dottor Sartorato perché sa come la penso, però è inutile che continuiamo a dire si può fare, bisogna agire. Questi ragazzi non possono aspettare in eterno che qualcuno si muova. Questa mamma che l'altro giorno mi ha telefonato, Francesca, che saluto, che spero che sia che ci stia guardando, era disperata perché non sa più a chi rivolgersi, perché ha una fragilità che non è capita da nessuna parte e se lei cerca di alzare la voce per far capire che questo ragazzo è meraviglioso, viene umiliata, viene derisa, non si permetta più di alzare la voce. Perché questo ragazzo mi raccontava aveva rubato delle caramelle ma per attirare l'attenzione, perché si sentiva escluso e glielo diceva: mamma, non mi guardano, non mi ascoltano. Dottor Sartorato. Vabbè, il mio è un riso amaro, ovviamente. Il tema suggerito dall'ascoltatore, che è quello della legalità, è un tema importante per una comunità territoriale, nel senso che tutti noi abbiamo bisogno di alcune certezze. E ovviamente se sono ricoverato in ospedale, quando torno vorrei ritornare nella mia casa. Fortunatamente tu dicevi qui a Treviso non ci sono
episodi così significativi di questo problema, però solleva l'aspetto della legalità ed è un tema soprattutto per quanto riguarda alcuni ambiti di contesto. Non è banale il fatto di stare in un contesto in cui le regole sono condivise, in cui le regole sono chiare e trasparenti. Questo vale per tutti, non vale solo per le persone fragili o disabili, ma vale anche per le persone, diciamo cosiddette normodotate. Vivere in un contesto legale è un aspetto importante e più si include, più si abbassano le paure, perché il tema della legalità o il tema della paura di uscire la sera potrebbe essere legato anche alla non conoscenza. Ci sono, è vero, alcuni quartieri che possono essere a rischio, però è vero che è un problema che nasce nelle grandi città più che nelle nostre città venete, ecco. Molto importante. Allora a questo punto andiamo in pubblicità. Siamo con Luca Sartorato, presidente CEIS Treviso, servizi per le dipendenze, servizio di pronta accoglienza, perché bisogna anche spiegare queste sigle, perché a volte diciamo sì, ma cosa sia sta roba? Perciò noi spieghiamo bene tutte le mattine e abbiamo il dottor Carlo Giacobini, direttore generale, Agenzia per i diritti delle persone con disabilità. Allora, prima di vedere anche questo filmato molto importante che è Dipendenze della Marca, e andiamo a Treviso. Io quello che vorrei capire, dottor Giacobini, lei Agenzia per i diritti delle persone con disabilità, e qua ci siamo, ma quelli che hanno i doveri, i diritti e i doveri, chi li ha, dottor Giacobini? Perché sì, diritti, ma io devo anche, i doveri devono essere messi in primo piano, tu hai il dovere di dare questo diritto, chi è che controlla quelli che hanno i doveri di fare, dottor Giacobini? I doveri ce li abbiamo tutti, anche le persone con disabilità. Quando lavoriamo sui giovani, sui ragazzi, eccetera, e insegniamo il culto dei diritti, troppo di rado si ricorda che esistono anche dei doveri di ciascuno di noi. Quello a cui lei fa riferimento, che è molto giusto, sono le responsabilità politiche. Quello più che chiamarlo dovere politico, io direi responsabilità politiche, che sono fatte di scelte, che sono fatte di risorse, cercarle, trovarle, mettere a disposizione direzionale, in particolare verso chi ha più bisogno, che significa anche come amministratore, il politico non è sempre brutto, sporco e cattivo, ma è anche quello che ha o dovrebbe aver deciso di mettersi al servizio anche della propria comunità, del proprio contesto, e quindi riuscire a costruire una visione per il proprio contesto che abbia senso, che sia sostenibile, che sia attenta. Se io devo organizzare delle politiche sui giovani, sulle nuove generazioni, che ne so, a Treviso, nel Veneto, in una delle nostre città, lo faccio assieme a chi se ne occupa, a chi le vive quelle esperienze. Lo faccio con Sartorato, lo faccio con l'organizzazione che si occupa di volontariato, lo faccio con gli operatori, lo faccio con i servizi, tento di costruire delle risposte. Questo è il mio dovere, che è una responsabilità politica essenzialmente. Non posso girarmi dall'altra parte o agire sull'emergenza perché il giornale l'ha rilevata o d'altro. Se devo agire sulla tutela, sul miglioramento del contesto urbano, della qualità di vita, della sicurezza, del senso di sicurezza. Spesso si ride, si sorride sul senso della sicurezza o della sicurezza percepita. Invece è fondamentale. Alcuni segnali, tra l'altro, ce li abbiamo anche a Treviso e in altre città, alcuni segnali di deterioramento che non vanno sottolineati. Non si può pensare sì, ma la microcriminalità, il degrado del contesto riguardano le grandi città, i quartieri poveri. Ci sono senza dubbio anche nelle nostre città, magari inferiori in termini di peso, ma è quella sicurezza percettibile. Io non devo solo essere sicuro quando esco di casa, e questo riguarda le persone con disabilità, anziani e più fragili, ma devo anche avere la sensazione di essere sicuro, se no sono in ansia continua. Questo tema della
sicurezza, della legalità, è stato definito prima, della percezione anche del vivere assieme, è una questione, non è di destra o di sinistra, è una questione che riguarda soprattutto le persone più fragili. Infatti, dottor Giacobini, viene in mente Giorgio Gaber, cos'è la destra, cos'è la sinistra, perché ormai non si riesce più a capire, perché il binario unico è quello di non fare niente, di andare avanti. Ma insisto su la questo, politica purtroppo va tutta da un altro lato, basta vedere i fondi del PNRR, dove erano destinati, cosa si doveva fare, qua non riusciamo neanche a presentare i progetti, a spendere i soldi, perché questa è la verità, a parte qualche illuminato che ha capito come si fa e ha la possibilità di fare questo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio molto importante, servizio dipendenze Marca, andiamo a sentire. Le persone non possono essere lasciate da sole rispetto a questo tema e tantomeno le famiglie. C'è bisogno di investire in politiche educative che mirino a creare consapevolezza e prevenzione di tutte le dipendenze. È la fascia di popolazione tra i 40 e i 50 anni che afferisce di più ai servizi del CERD, Centro per le Dipendenze di Treviso, mentre sono sempre meno i giovani che chiedono aiuto, nonostante il consumo di droghe e soprattutto di cocaina sia in aumento. Sono molte le sostanze oggi disponibili sul mercato a favore dei giovani e in qualche modo anche un prezzo molto accessibile. Età d'esordio delle dipendenze sempre più bassa, un aumento dei casi che si è registrato durante e dopo la fase acuta della pandemia. Il dato dell'US2 attesta che la fascia d'età media dei giovani che fanno richiesta ai servizi di assistenza va dai 14 ai 17 anni. Abbiamo 172 persone che sono seguite nei vari centri dal CEIS, con ottimi risultati perché abbiamo un indice di rotazione molto importante, ciò significa che si stanno liberando ovviamente posti per altre persone e che queste persone poi sono state inserite nel mondo lavorativo e quindi fanno un loro percorso. Una mattinata di incontro con diversi specialisti per ribadire l'impegno comune perché, come dicono, la sfida non è solo contro la droga ma è una sfida educativa. Ripartire dalle relazioni con le famiglie e tra i ragazzi, relazioni che con il Covid sono mancate. Credo che la sfida futura, che significa poi partire dalle persone, quindi non dalle sostanze, è esattamente questa, cioè provare a costruire delle risposte che di fronte a problemi complessi siano risposte complesse. Allora, dottor Sartorato, come commenta? L'abbiamo visto in questo servizio molto importante, lei sta cercando veramente di fare quello che le è possibile, naturalmente con i mezzi che ha e col tempo a disposizione, il personale a disposizione, ma veramente una fase complessa. Abbiamo visto questo fatto che ho detto questa mattina, ma quanti ne sono successi? Questi segnali che non vengono colti dalla famiglia, questo disagio che c'è su questo ragazzo, perché aveva dato dei segnali, ecco questo possesso di questa persona, l'ha detto la sorella, c'erano questi segnali, ma vengono ignorati. I genitori non sono all'altezza di capire queste situazioni, ma qualcun altro sì, sono ragazzi che frequentano scuole, università, con docenti preparati. Allora come facciamo? La giornata è di 24 ore, vogliamo capire che 5 ore le fa a scuola, le altre 19 dove le fa, con chi va? Come si comporta? Cosa dice? Prego, dottore. No, oggi affrontiamo temi molto complessi, Mirella, nel senso che tu poni l'accento sulla responsabilità, nel senso che questo ragazzo, e citiamo, giusto per chi non si è collegato fin dall'inizio, l'episodio di 2 giovani che sono attualmente ancora scomparsi. Speriamo che tornino. E speriamo che, in primis, che siano ancora raggiungibili. Bravo. E che quindi in realtà abbiamo una visione ottimistica sul rientro in famiglia di questi 2 ragazzi. Ma sostanzialmente i segnali c'erano. La domanda è, e così ci colleghiamo anche, responsabilità e mondo politico del dottor Giacobini prima. Chi si era accorto di una situazione non chiara e a chi può chiedere aiuto chi si trova in situazioni non chiare. E quindi quando ci sono delle manifestazioni di una serie di difficoltà che possono essere legate a carattere piuttosto che a comportamenti più ossessivi o meno compulsivi, in realtà c'è un concetto di responsabilità, c'è una sorta di canale per cui chiedere aiuto e quindi di per sé qualcuno che ti ascolti rispetto alla tua relazione d'aiuto, e c'è il concetto di responsabilità, cioè
che cosa e qual è il mio ruolo all'interno di una comunità territoriale. Quindi da una parte l'area politica, come diceva bene il dottor Giacobini prima, dovrebbe legiferare, dovrebbe creare le condizioni, dovrebbe avere le risorse per fare l'inclusione che si citava prima, lavoro, casa e relazioni sono un aspetto sul quale la politica ha il dovere di accompagnare, assistere e intervenire, e in modo particolare proprio negli spazi che non sono occupati da altri elementi. Quindi immagino il tempo libero, che è il tema un po' della giornata anche di stamattina, quanto il tempo libero è importante, perché in realtà non se ne occupa nessuno, perché non fa parte di grandi capitoli della storia. Quindi di per sé invitiamo tutte quelle persone che hanno delle responsabilità sulle nostre comunità di agire e di intervenire su queste 3 aree molto importanti per l'inclusione. E poi c'è sempre l'aspetto dello sport. Lo sport non può essere solo un elemento di intervento, di occupazione del tempo libero sull'aspetto legato alla specificità dello sport, ma lo sport è inclusione, lo sport è educazione, lo sport è relazione nuova tra bambini e ragazzi. È meraviglioso entrare negli spogliatoi e vedere le dinamiche che fra i ragazzi si mettono in campo, e se posso ancora più bello è quando entri in uno spogliatoio. Ad esempio, io ho avuto la fortuna di entrare in uno spogliatoio di bambini che giocano a rugby, c'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti, e quindi non c'è solo la specificità della professionalità del domani, che diventeranno ricchi e famosi fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, ma c'è un elemento educante per quanto riguarda i giovani, per quanto riguarda gli allenatori, per quanto riguarda le persone che gestiscono le società sportive. Tutti hanno delle responsabilità e tutti concorrono per fare una nuova politica. Se vogliamo tornare alla questione di responsabilità, siamo tutti responsabili. Non c'è solo la parte politica, non c'è solo la parte tecnica, non c'è solo l'istituzione, non c'è solo la scuola. In un nuovo concetto di comunità territoriale siamo tutti responsabili, e chiunque di noi non agisca in modo positivo perché crescano le autonomie delle persone ha delle responsabilità, diciamocelo chiaro. Ma certo che ha delle responsabilità, però non è neanche permesso sentire il presidente del CONI regionale, dice anche il suo delegato, che ho avuto ospite, sia il dottor Ponchio che il direttore Sanson, che adesso anche il calcio costa. Allora noi cerchiamo di far capire l'importanza dello sport, e dopo io che ho un banco solidale ho famiglie che non hanno un centesimo in tasca, e anche fare calcio costa. Allora volete spiegare forse anche a casa e capire cosa dobbiamo fare, perché come dice il dottor Giacobini la politica intervenga, perché è là, è inutile che ce la giriamo. I fondi non è che si possono creare con lo sponsor una volta uno, una volta l'altro, deve essere una cosa che dà diritto a questi ragazzi di muoversi. Io ho pediatri che sono disperati perché c'è un'obesità infantile che fa veramente tremare i polsi, e nessuno ne parla, Allora vogliamo capire che forse c'è qualcosa che tutti quanti assieme fare comunità e cercare di parlare, di non mettere sempre Minovò combatta o a polvere sotto il tappeto, perché non è un problema mio. Dottor Giacobini, prego. Responsabilità, allora, Santonato ha espresso visione, una visione una visione, quello che immagina rispetto alla comunità attuale e rispetto al futuro, rispetto al contesto, su cui io concordo ampiamente. Posso avere delle gemmazioni ulteriori, possiamo riflettere, confrontarci e discorrerne fino a domani mattina. Siamo assolutamente certi. La questione è davvero contaminare di questa visione il decisore politico a questo punto, in modo tale che ne sia parte, ne sia consapevole, abbia un'idea della traiettoria verso cui andare, e lì vanno costruite le risposte che sono di sostegno economico. C'era l'intervento di prima dell'ascoltatore da casa che diceva: ma dove vuoi che vada nel tempo libero che non ho i soldi?
che mi mancano le risorse. Anche il tema economico del rischio di impoverimento, di povertà relativa è un tema che va affrontato non necessariamente a livello comunale di piccola comunità, ma anche con strategie più ampie, anche prevedendo forme di sostegno, ci sono anche pratiche sportive che costano o pratiche del tempo libero che costano un po' meno, però rispetto al tempo libero e a quegli aspetti che sottolineava Sartorato, teniamo presente sempre che fin tanto che ci sono, più ampi sono gli spazi destrutturati di tempo libero, che la gente non sa, i giovani o gli adulti non sanno cosa fare, si annidano le peggiori cose, le dipendenze, si annidano le depressioni, si annidano le regressioni di cose che si sono imparate, si perdono relazioni, si perdono contatti, per cui è davvero importante quel momento che è socializzante. Molto non importante. Lasciare spazi liberi al peggio. Sono d'accordo, dottor Giacobini. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che è molto importante. Andiamo a Vicenza, politiche inclusive disabili. Andiamo a sentire. Limiti invisibili ma invalicabili, piccole e grandi barriere architettoniche, urbane, burocratiche. Noi di Rete Veneta ce ne siamo già occupati diverse volte in passato. Oggi però c'è una novità. Il sindaco di Vicenza ha nominato un consigliere comunale delegato alle politiche inclusive per le persone con disabilità. E lui, Mauro Burlina. La delega alle politiche inclusive delle persone con disabilità dovrebbe permettere al Comune di lavorare sulla qualità dell'inclusione delle persone con disabilità nelle diverse età della vita. La priorità, ci assicura Mauro Burlina, è dare forma a un gruppo permanente con tutti i soggetti interessati all'inclusione, dal terzo settore alle famiglie fino alle persone con disabilità. Si apre così un dialogo con l'ULSS per creare una lista di priorità, a cominciare dal favorire l'autonomia abitativa. Favorire tutti i percorsi di autonomia abitativa che potrebbero portare le persone a crescere, a fare esperienze fuori dalla famiglia e quindi puntare ad un'autonomia abitativa che non debba essere per forza nelle strutture sociosanitarie, ma per esempio in appartamenti di civile abitazione. Benissimo, e siccome il sindaco Giacomo Possamai ha sottolineato come una priorità della Giunta di Vicenza nel vasto campo del sociale sia proprio l'inclusione delle persone con disabilità, anche noi di Rete Veneta portiamo subito una proposta, rispolverando un'istanza dell'Ente Nazionale Sordi di Vicenza. È chiaro che se una persona sorda ha bisogno di comunicare con qualche referente dell'ufficio pubblico sarebbe opportuno fissare un appuntamento e in questo caso viene chiamata l'interprete per quel giorno che c'è quell'incontro, quell'appuntamento dove lui ha bisogno di comunicare con appunto un referente dell'ufficio pubblico. Finora queste cose non vengono organizzate, non si fanno, quindi cerchiamo di non rimanere fermi. E noi di Rete Veneta in effetti non siamo rimasti fermi. Serve un interprete della lingua dei segni per consentire ai non udenti di comunicare con gli uffici pubblici. E allora portiamo questa istanza al nuovo delegato alle politiche inclusive per le persone con disabilità. Cosa ci risponde? Daremo assolutamente attenzione perché uno degli aspetti fondamentali nel riconoscimento dell'identità è la comunicazione. Se non c'è la possibilità di farsi capire, di sentirsi compresi, cominciamo male. Sarà una delle cose che cominciamo a verificare con gli uffici competenti, capire a che punto siamo da questo punto di vista per eventualmente migliorare. Bene, ringraziamo Mauro Burlina e attendiamo che venga istituito un servizio apposito che consenta ai non udenti di comunicare con gli uffici pubblici grazie a un interprete nella lingua dei segni. Quindi la questione non finisce qui, ma continua. Abbiamo in linea Fabio da Mogliano. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno. Senti, io sono disabile al 100% grave. Io non percepisco l'invalidità perché guido la macchina, per cui dovrei rinunciare alla macchina per poter avere l'invalidità. Ma se rinuncio alla macchina non posso neanche andare a fare la spesa al supermercato, perché io vivo da solo, ho 83 anni. L'unico sostegno che ricevo sono 100 e qualche cosa euro al mese dalla regione, nient'altro. Però non è di questo che volevo parlare di quello che sono, ha detto, le barriere architettoniche
Le barriere architettoniche ci sono, ma nel momento in cui uno usa la strada, ma io non ho nessuno che mi spinga con la carrozzina, quindi devo andare a piedi con il bastone. E il problema è che molte volte i parcheggi per disabili sono occupati, per cui uno deve girare o lasciare la macchina addirittura in divieto di sosta, con il rischio di prendersi anche una multa. Io ho la macchina che ha un sequestro amministrativo per delle bollette di immondizie non pagate e viaggio lo stesso anche con il sequestro amministrativo perché sono disabile, sperando che non mi facciano scendere dalla macchina e non me la portino via. Ora io volevo chiedere questo, ma è possibile che non esista assolutamente niente per i disabili di un aiuto concreto, non 100 euro al mese che arrivano dopo 6 mesi, ma un aiuto concreto di altro genere? E per quanto riguarda le assistenti sociali, è meglio lasciarle perdere che trovarle, perché l'assistente sociale demanda, dice faccia la domanda, porti questo documento, dopodiché non cambia assolutamente niente. Va bene, la ringrazio. Caro Fabio, un grande abbraccio e se hai bisogno chiama, anzi voglio proprio informarmi su questa cosa che hai detto, una cosa molto grave e importante che ha detto Fabio. Intanto sono solo, prima roba, mi arrangio, però ha fatto capire che non è più, è diversamente giovane come lo chiamo io, dottor Sartorato, e perciò penso che un po' di supporto lo abbiamo. Ma allora è inutile che ci vantiamo di avere nel nostro territorio 7.000 associazioni di volontariato, fiore all'occhiello, se poi lasciamo Fabio da solo perché non conosciamo il suo nome e cognome, non sappiamo perché la burocrazia, perché la privacy ci impedisce di arrivare, i servizi sociali non ci fanno unire e le associazioni hanno i campanili. Facciamo male a queste fragilità. È loro che colpiamo non essendo noi uniti. È questo il grande problema. Abbiamo i campanili, Fabio, e non riusciamo a arrivare da te. 7.000 siamo associazioni buttate là. Prego, dottor Sartorato, e poi sentiamo il dottor Giacobini. Sì, il dottor Giacobini probabilmente avrà delle nozioni tecniche più di me sull'aspetto della disabilità. Però adesso, senza discutere i contenuti di Fabio che io non conosco, normalmente il territorio di Mogliano è un territorio abbastanza attento e anche le assistenti sociali normalmente, per quanto riguarda ad esempio la nostra esperienza sull'ambito delle dipendenze, degli inserimenti lavorativi, fanno bene il loro lavoro, quindi sarebbe da prestare maggiore attenzione ai contenuti più di natura tecnica che però io non conosco. Se prendo atto di quello che dice il signor Fabio, cioè che se sono disabile per rimanere in quella categoria lì non dovrei guidare, ma se non guido non ho le autonomie, quindi questo è un aspetto più tecnico che poi lascio al dottor Giacobini che probabilmente conosce meglio di me. Per quanto riguarda invece l'aspetto di alcune figure tecniche all'interno dell'ente locale di Mogliano Veneto, insomma io ho una buona esperienza, quindi vorrei magari approfondiamo un po' meglio questo aspetto problematico. Anche per vedere se riusciamo anche a supportare in qualche maniera, perché la trasmissione serve anche a quello, la voce del popolo che parla finalmente, che dice sono vivo ancora, sono vivo. Allora, dottor Giacobini, come commentiamo? Il caso in sé non entro nemmeno negli aspetti tecnici, perché bisognerebbe vedere tutta quanta la documentazione del signore in questione, che ricordo ha 83 anni, che ricordo ha una patente pendente. Mi lascia a me di tutta la questione, quello che mi lascia più perplesso è il fermo amministrativo di un veicolo di una persona invalida a cui il veicolo serve. Lì ci sono dei profili di, non dico di illegittimità perché è pesante, ma che andrebbero sicuramente analizzati. È come se gli bloccassero una carrozzina o che gli sequestrassero i bastoni per deambulare. Quindi su questo proprio ci sono degli elementi. Sulla compatibilità indennità di accompagnamento patente è purtroppo una bufalona che continua a circolare. I criteri per il riconoscimento di indennità di accompagnamento e per la patente di guida sono differenti. Anche in questo caso si tratta di vedere com'è l'esatta soluzione. Però questo maschera una questione complessiva. La disabilità spesso
poi, se c'è una non autosufficienza, è una delle prime cause di impoverimento delle persone, delle famiglie. E su questo sono necessari ancora più interventi. Noi abbiamo avuto ad esempio il reddito di cittadinanza, no? Il reddito di cittadinanza non tutti lo sanno, ma una famiglia con una persona con disabilità a parità di reddito, a parità di ISEE di una famiglia senza la persona con disabilità, prende di meno o non prende l'indennità, il reddito di cittadinanza. Non lo prendeva finché non c'era. Non so se è chiaro questo. Perché? Perché il reddito di cittadinanza funzionava e funzionerà anche il prossimo assegno dicendo: ma io ti do già soldi, quattrini per la disabilità, perché ti devo dare anche il reddito di cittadinanza? Semplicemente perché ho più spese. È più costoso essere persona con disabilità che magari ha necessità di accompagnamento rispetto a un altro pari età, un altro pari nucleo, a parità di reddito, che però non ha questo problema. Quindi ne abbiamo di paradossi. Di Ma vede, dottor Giacobini, mi scusi se faccio questa parentesi, però Fabio è stato anche molto chiaro quando ha detto i servizi sociali lasciamo perdere, per carità. Cioè non è che sei Fabio che deve guardare i problemi che ha e, come dice lei, capire bene la situazione. Allora, vogliamo capire che ruolo hanno i servizi sociali o vogliamo continuare a mettere la polvere sotto il tappeto? Chi deve fare cosa? Fabio non lo può fare, non è Fabio che deve andare per gli uffici, è il servizio sociale che deve dire: questo è quello che ti aspetta, adesso vediamo, controlliamo come mai. Non devi andare da un psichiatra o da un psicoterapeuta. Ecco, cioè stiamo parlando di persone che non sanno a chi rivolgersi, tanto è vero che ha il fermo amministrativo che secondo me non dovrebbe avere, perché se non riusciva a pagare per delle bollette non pagate, ha detto, per la spazzatura, qualcuno doveva intervenire e cercare di evitare questo fermo amministrativo, se è giusto, che adesso verificherò, dottor Giacobini, si figuri se lascio Fabio così dopo questa telefonata, vado a vedere dall'A alla Z cosa è successo, ecco, perché veramente non è possibile. Ma c'è qualcun altro che dovrebbe fare questo? Noi abbiamo i servizi sociali che chiudono il venerdì pomeriggio alle 14. Ma stiamo scherzando, alle 14, anzi 13:30, anche 13 a volte. Ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Con una solitudine, una povertà, abbiamo delle patologie incredibili di queste persone e riapriamo il lunedì? No, non ci siamo proprio, non ci siamo. Purtroppo siamo in chiusura, deve chiudere. Come ci saluta, dottor Giacobini? Sui servizi sociali, come pure sui centri di salute mentale, va detto anche questo, e cioè che abbiamo avuto blocchi di assunzioni, abbiamo avuto responsabilità altre, li abbiamo lasciati allo stato di abbandono, quindi non me la posso prendere con l'ultimo assistente sociale, ma me la devo prendere con un contesto più generale. I servizi per la salute mentale, lo sa benissimo, hanno delle difficoltà enormi in termini di ricambio generazionale, e così i servizi sociali. Quindi non prendiamocela con quello che troviamo. No, io me la prendo, dottor Giacobini, perché quando sono aperti devono dare anche risposte. Quando sono aperti devono dare anche risposte e non essere seccati quando queste persone bussano a queste porte e quasi sempre o non ci sono o non riescono a capirsi tra di loro, e questo è molto grave. Grazie, dottor Giacobini. Dottor Sartorato, come ci saluta? Allora, abbiamo bisogno di lavorare tutti per una nuova comunità, un nuovo senso civico più sensibile, più solidale e più inclusivo. Meglio di così, bisogna andare avanti e cercare di accelerare un pochino se è possibile. Grazie, grazie anche a Luca Sartorato, presidente CEIS. Pubblicità. Patto dei sindaci vicentini per le iscrizioni in anagrafe. Sì ai figli di 2 mamme, noi non abbiamo paura. Documento dei primi cittadini di Sant'Orso, Breganze, Giuliano, Carè e Marano Vicentino. A parte l'atto amministrativo, ci sembrava giusto prendere posizione. È un atto di civiltà che mette al centro i diritti dei bambini,
le discriminazioni non possono essere tollerate. Ne parleremo questa mattina con due graditissimi ospiti. Abbiamo Franco Balzi, sindaco di Sant'Orso Vicenza, primo mandato civica. Saluto anche l'avvocato Alessandro Schuster, collegato da Trento con noi, il Foro di Trento. Grazie di essere qui. Avanti con un altro tema molto attuale, veramente, che anche qua dobbiamo riflettere, cambiare, fare comunità. Io partirei proprio dal sindaco di Sant'Orso, Franco Balzi. Allora, sindaco, perché questa posizione? A me piace una cosa che avete detto, i bambini. Ecco, vogliamo capire che stiamo colpendo loro, ma abbiamo già visto cosa fanno le guerre, cominciamo a fare anche queste guerre. Prego, sindaco. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie di questo invito. Sulla questione che lei ha posto c'è una narrazione che parte da un contatto diretto che qui in comune, in municipio, ho avuto con delle famiglie che hanno affrontato qualche anno fa questa esperienza. Credo che uno dei compiti di un sindaco sia quello di ascoltare, mettersi in una posizione di accoglienza, ed è quello che abbiamo fatto in generale, l'abbiamo fatto anche in questa situazione. In quel periodo la normativa lasciava spazi più chiari per procedere all'iscrizione all'anagrafe del comune, ed è un atto che noi abbiamo fatto, e sappiamo tutti che negli ultimi mesi invece questo aspetto è diventato un po' più confuso, si è creata una situazione di incertezza e siamo stati coinvolti come amministratori locali nel prendere una posizione chiara al riguardo. Il documento che lei ha citato è stato sottoscritto da alcuni colleghi sindaci insieme con me, qui dell'Alto Vicentino. Abbiamo espresso quindi una nostra chiara posizione al riguardo e mi rifaccio all'ultimo suo passaggio. La priorità naturalmente è quella di dare una garanzia a dei minori, a dei bambini, addirittura in primissima età, di avere quei supporti affettivi che ognuno di noi ha diritto di avere nella vita. Ecco. Poi a seguire c'è tutto un ragionamento anche sui diritti delle persone adulte che stanno costruendo magari in maniera diversa rispetto al passato dei percorsi di affettività, di relazione, di costruzione di coppia che noi in qualche maniera rispettiamo e che sollecitiamo la normativa nazionale ad affrontare e a chiarire in modo diverso dalla confusione attuale. Molto chiaro, e la ringrazio veramente, sindaco Balzi, per le parole che ha usato, ma soprattutto per la sensibilità. Ecco, io non posso colpire le mamme perché colpisco i bambini, se non faccio questa iscrizione colpisco loro, faccio del male a loro. Ecco, il buon senso, dove può arrivare? La legge sì, ma il buon senso. Allora, avvocato Schuster, come commenta le parole del sindaco Balzi? Prego. Ma molto positivamente. Diciamo che qui c'è un responsabile e questo responsabile è il Parlamento perché in generale su queste questioni, il diritto di famiglia, la fecondazione assistita, i diritti stessi dei bambini, è un Parlamento che latita fin da troppo tempo, veramente fin da troppo tempo, e come dico sempre non riescono neanche a fare una legge sui cognomi dei bambini, delle coppie eterosessuali, figuriamoci se riescono a toccare altri temi più complessi, e questa è la grande vergogna e il grande problema. Certo, c'è una maggioranza politica in Parlamento oggi che non vede con favore queste famiglie, questi legami affettivi, non vede con favore neanche questi bambini. Questa è in buona parte la realtà, ma quando c'erano altre sensibilità, anche lì il Parlamento non si è mosso. Diciamo, dalla legge sulle unioni civili queste famiglie non hanno visto più niente se non circolare dei prefetti come quello di Milano, che sfruttano una questione molto delicata, molto sensibile, che è la gestazione per altri, la surrogazione di maternità, che è tutt'altra questione rispetto al percorso che fanno due mamme, dove una partorisce per sé e per la compagna, e guai a dare questo bambino a qualcun altro. Quindi viene creata una grande confusione da certe componenti politiche, ma dagli stessi prefetti, che dovrebbero essere figure tecniche, non politiche, utilizzano complessi come la surrogazione di maternità, poi per andare a colpire bambini che con quelle vicende non c'entrano nulla, come sono quelle mamme che questi sindaci del Vicentino hanno deciso coraggiosamente di difendere.
c'è un vuoto. Gli argomenti, come ha detto lui, come ha detto il sindaco, ultimamente hanno trovato breccia in Cassazione quelli che chiudono alla tutela di questi bambini. Però la questione è aperta. Sappiamo proprio in queste ore che la Procura di Padova dice che dobbiamo tornare a ragionare di nuovo di questi bambini, dei loro diritti fondamentali, della loro protezione, perché rendiamoci conto di una cosa. Non è che togliendo oggi una seconda madre o non dandola alla nascita, c'è fuori la fila di padri che hanno donato in maniera anonima il loro seme che vogliono diventare padri. No, quei bambini che nascono dalla volontà, dall'amore, da un gesto di responsabilità di due donne, o hanno quelle due donne come genitori, e queste due donne vantano non solo diritti, ma soprattutto doveri nei confronti di una persona che per loro scelta è nata, altrimenti non sarebbe nato quel bambino. Ebbene, queste mamme sono lì e vanno chiamate alle loro responsabilità, e loro chiedono di essere chiamate a rispondere delle loro scelte, delle loro azioni, cioè di far nascere un bambino. Ma non c'è la fila fuori dei papà che vogliono prendere il loro posto. È una condanna di un bambino avere un solo genitore, e questo non può andare bene. Allora, avvocato Sciusta, intanto mi fa piacere di avere due uomini che parlano di un problema che riguarda soprattutto la figura femminile, le mamme, questo nome magico che hanno, ma soprattutto, ecco, quella cecità che trovo nella politica e non trovo nella comunità, perché io ho avuto ospiti queste mamme. Noi siamo accettate dalla comunità, ci vogliono bene, perché siamo brave persone, ci siamo sempre comportate bene e questo viene accettato, non ci guardano in maniera diversa. Come mai la politica, sindaco, invece riesce a vedere sempre in maniera diversa da quella che è la realtà? La realtà che il cittadino accetta. Lei è sindaco di Sant'Orso, abbiamo citato altri comuni, non sono mega comuni, hanno le comunità che sono attente alle scelte che fa il loro sindaco e la giunta. Prego, sindaco. Scusate, non volevo dare dei ritorni prima. Prego, sindaco, tranquillo. Un aspetto l'ha già citato bene l'avvocato nel suo passaggio. C'è una visione politica in questo momento che prevale e che rimette in discussione invece un percorso che nella realtà di tutti i giorni sta facendo una sua strada. Io grande rispetto, e voglio avere equilibrio rispetto a chi deve prendere una posizione che sarà definitiva, lo farà il Parlamento che è deputato a fare questo, e mi auguro che però lo faccia in fretta. Quello che è grave è mantenere in una situazione di stallo, di incertezza, che crea anche grandi sofferenze. Io l'altra mattina mi sono preso una mezz'oretta per andare a Padova a fianco delle famiglie arcobaleno che manifestavano la loro prima udienza, che ha dato anche tra l'altro un riscontro di apertura, però lo si constata, ecco, queste famiglie vivono da mesi una situazione di grande sofferenza e questo è grave, lo riversano poi negli equilibri familiari, non avere una certezza su poter garantire dei diritti minimi come quello di assistere il proprio figlio in ospedale o piuttosto che andarlo a prendere all'uscita da scuola, perché banalmente vanno citate anche queste situazioni che potrebbero venire a determinarsi. Ciascuno di noi può capire cosa significa nella psicologia e nella serenità di una persona e di una famiglia. Io direi che la realtà di tutti i giorni ha una sua velocità che spesso la legge non riesce a interpretare ed è costretta ad inseguire. Abbiamo perso la connessione, vediamo. No, Eccola qua. anche importante da parte nostra prendere una posizione chiara, netta. Noi sollecitiamo fortemente che questo avvenga in tempi rapidi. Allora, avvocato Schuster, quello che appunto traspare è la comunità che si è aperta molto rispetto a una volta. I giovani, io ho parlato con dei docenti, gli insegnanti, i giovani non hanno questo problema, non lo vedono neppure, non ne parlano neppure perché per loro è normalità. Ecco, c'è qualcun altro invece che non riesce a capire che i giovani, le comunità, forse hanno passi avanti molto importanti anche in poco tempo, direi,
mentre la politica è rimasta ferma. Lei ha detto benissimo, non l'hanno fatto adesso, ma non l'hanno fatto neanche prima, quelli che dicono che adesso quelli che dovrebbero farlo, ma non l'hanno fatta neppure loro. È passarsi questo cerino che fa male tanto a quelli che assistono e che veramente stanno patendo le pene dell'inferno per avere un loro diritto, perché loro il dovere l'hanno assolto, adesso hanno anche il diritto però. Prego. No, senz'altro, vabbè, insomma, è un vecchio problema, è un problema grave però, è dell'Italia, perché poi appunto è un problema del Parlamento, non lo individuerei neanche come un problema di questo o dell'altra maggioranza, l'abbiamo detto, e temo lo sappiamo, insomma, dal fine vita, eccetera. Sta facendo sempre troppo poco e l'argomento che ci sono altre priorità è un argomento stupido, uno perché stiamo parlando dei bambini e due perché non mi sembra che questo Parlamento lavori così tanto sui temi più importanti da non aver tempo per gli altri. E sì, c'è una grande accoglienza, nei giovani direi soprattutto, perché sono quelli che più spesso guardano a cosa succede al di là dei nostri confini. Allora, se io penso che siamo rimasti l'unico paese dell'Europa occidentale che non ha ancora dato un matrimonio a tutti e a tutte, perché guardi, ma ecco, con la Grecia siamo rimasti, perché se andiamo in Slovenia, in tutti i paesi con cui confiniamo, c'è il matrimonio. In tutta l'Europa occidentale, dal Portogallo all'Islanda, alla Finlandia, adesso ce l'è anche in Estonia, hanno approvato adesso una legge sulle unioni civili in una repubblica baltica come la Lettonia, quindi insomma siamo veramente rimasti indietro, quindi è chiaro che i giovani che fanno gli Erasmus, fanno eccetera, dicono ma dobbiamo guardare come modello la Russia o dobbiamo guardare come modello ai paesi con cui hanno fatto tutto un percorso ai temi dell'antica Roma. E quindi è una comunità che vede cosa succede, che comprende e accoglie il vicino di casa per il suo percorso di vita, eccetera. E per fortuna non è però soltanto solo una questione delle giovani generazioni, insomma, la sensibilità della vostra trasmissione, ma in generale. Guardi, io quando devo raccontare poi ai giudici le storie di queste mamme, ma io arrivo con fotografie in cui c'è un sacerdote veneto e la fotografia al fonte battesimale e tutte le due mamme lì con pari dignità che battezzano il bambino. Quindi c'è un'accoglienza nella comunità in tutti i suoi aspetti, anche nella comunità cattolica verso queste famiglie, insomma, che danno amore al pari di ogni altra famiglia. E ben venga quindi un bambino che cresce avvolto, insomma, nelle cure e nell'amore degli adulti. E il problema è appunto di una discriminazione. Io vorrei rapidamente riassumere l'argomento, perché ci si domanda ma come può un giudice o un sindaco poi dare questa tutela? Il ragionamento è molto semplice. Noi abbiamo una legislazione, ma addirittura lo disse la Corte Costituzionale, che doveva essere quello l'inquadramento giuridico, per cui un uomo che dice ok, io vivo con questa donna, anche fuori dal matrimonio, il classico compagno convivente, e dice io ho problemi di salute o per qualsiasi ragione non posso dare il mio seme, ma vogliamo avere un figlio, dà il consenso a che la compagna sia fecondata con il seme di un donatore anonimo la maggior parte delle volte, non si sa neanche da dove viene questo spermatozoo, che però diventerà quello che consente a questa coppia di diventare genitori. E quell'uomo non è che può dire ci ho ripensato, non voglio più essere padre, fatemi il test di DNA, vedete che non c'entro nulla con questo bambino che non ha preso i miei gameti, il mio seme. No, la Corte Costituzionale dice perché nasce questo bambino? Perché tu uomo, anche se non hai messo il tuo semino per farlo nascere, con le tue azioni, con la tua volontà l'hai fatto nascere. E un principio cardine del nostro ordinamento giuridico è quello dell'autoresponsabilità. Tu fai qualcosa, ti assumi l'onere poi di rispondere di quello che vuol dire ciò che hai fatto, ciò che hai deciso di fare. L'hai fatto nascere? Adesso a chi va a chiedere cura a questo bambino? A chi fa valere le tutele? Ma chiaramente nei confronti di questo uomo, e tu non ti puoi chiamare fuori. Ecco, questo è stato detto dagli anni 90 per l'uomo che semplicemente dice sì, sono d'accordo alla fecondazione cosiddetta eterologa con un seme di un donatore della mia compagna o della mia moglie. Molto chiaro, abbiamo una telefonata allora, con l'avvocato Schuster, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Nadia, prego. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io in questi casi non voglio entrare, vorrei sapere. Allora, i ritardi per rinnovo documenti. Ho telefonato ancora in ottobre per rinnovo che mi scade la carta d'identità in comune,
me l'hanno data il 15 dicembre. Ma se uno ha urgenza di rinnovare questa carta di identità, perché se non hai un documento diciamo rinnovato ti creano problemi. Una volta si andava in comune quando la carta di identità ti scadeva e te la facevano immediatamente. Adesso 2 mesi, non so, andiamo sempre peggio qua, sempre peggio, in tutte le cose, in tutto. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, famose liste d'attesa anche per la carta d'identità, poi da comune a comune, c'è chi fa prima, chi fa dopo, siamo sempre sulle liste d'attesa ormai su tutto. Quello che è importante è invece conoscere e capire, perché saranno temi che riguarderanno tutti, vedrete che alla fine tutti quanti dovremmo dire la nostra, suppongo, per far capire l'importanza di questi genitori, perché sono genitori, e di queste persone, questi bambini che poi quando li intervisti, proprio questi figli di queste mamme, hanno una felicità unica, non era loro il problema, è che si vuole spostare, avvocato, il problema da un'altra parte. Allora, come posso fare per spostare il problema? Lo metto su una cosa che non c'entra niente. Chi sapeva di questo? Andava benissimo prima, nessuno brontolava, nessuno faceva chissà quali carte. All'improvviso per qualcuno è diventato un problema per la politica, perché si vuole sempre spostare i problemi che ci sono reali, creandone uno che non c'era. O sbaglio, Sindaco, cosa mi dice? Poi sentiamo anche l'avvocato. No, lei ha detto benissimo. È un po' un tratto che caratterizza il nostro vivere civile di questi ultimi anni. Ogni tanto esce qualche grande sparata a nascondere le vere questioni. Ecco, è un altro elemento che va considerato. E poi io cerco di avere un atteggiamento di massima apertura anche rispetto a chi la pensa in maniera diversa da me, e questa maggioranza, se ritiene di portare avanti un'idea di famiglia particolare, ne ha tutto il diritto. Quello che io contesto assolutamente è di andare a creare queste situazioni di grande incertezza e precarietà. La comunità va ascoltata, c'è una lancetta del tempo che gira. Mi pare che se uno ha occhi per vedere, orecchie per intendere, vede spesso e volentieri anche nella vita quotidiana di chi racconta certe visioni della famiglia, poi ci sono delle contraddizioni, delle ipocrisie che gridano vendetta. Sentiamo l'avvocato Schust. Ecco, spostare il problema, ecco, metto davanti, ecco, questa famiglia. Io ho avuto un sacerdote ospite e lui ha detto: per me la Chiesa è questa, padre, madre e figlio, non ci sono alternative. Però poi abbiamo anche un Papa che sta cercando di fare un'apertura. Certo che lui è un Papa, deve fare anche il proprio lavoro, però è un Papa aperto, c'è qualcun altro che vuole stringere questo Papa, vuole chiudere, è una mente libera, una mente aperta, basta vedere come si muove. Cosa ne pensa, avvocato Schust? Perché molti dicono: ma voi in Italia avete il Vaticano, è sempre quella la storia. Ma voi in Italia avete il Vaticano? Sì, abbiamo il Vaticano. Prego, avvocato. Sì, ormai penso che fra un po' il Vaticano si porrà più avanti rispetto al nostro Parlamento, quindi spero che prima o poi dicano in Parlamento, cioè in Italia avete certi partiti o certe idee più che il Vaticano, perché penso che sia una foglia di fico, insomma, questo Vaticano. Non possiamo attribuire la responsabilità, uno, perché la cultura cattolica è ricchissima, è vero che possiamo tirarne fuori, per così dire, le persone. Vediamo se riprende. Abbiamo Sara da Mantova intanto. Ciao Sara. Sì, ciao. Allora, io sono una donna di 39 anni e sospettando il mio primo figlio, Prego. È un maschietto, lo chiamerò Tommaso, sono di 7 mesi. Solo che io e il mio compagno abbiamo chiesto aiuto a assistente sociale, tutto quanto, ma
ma non ci danno nessun aiuto, siamo in una completa crisi, non sappiamo più dove sbattere la testa per cercare aiuto. Ma un aiuto economico, un aiuto lavorativo, che aiuto cerchi, Sara? Un aiuto economico, perché non ce la facciamo arrivare a fine mese. Il mio compagno lavora e prende solo 800 euro al mese. Ma sei andata dal sindaco, dei servizi sociali, cosa ti hanno detto? Siamo andati, ma niente di niente. A gennaio devo partorire e non so più dove sbattere la testa. Allora sentiamo, grazie Sara, poi ti chiamerò, Se vediamo. c'è qualcuno che ci può aiutare, ve ne sarei grata, grazie mille. Cerchiamo di vedere se posso dare qualche indirizzo per aiutare questa coppia giovane con un figlio. Allora sindaco, non facciamo figli, quando li facciamo abbiamo questi problemi, no, perché veramente qua è anche da capire qualcuno dove vuole andare a parare se continuiamo. Sono voci di sofferenza, come ha sentito il sindaco, poi è un sindaco, perciò è inutile che io le spieghi che tutte le mattine ricevo queste telefonate, le mail, i MS, di tutto e di più per cercare aiuto. Prego sindaco. Credo che ci voglia un lavoro capillare, come ha detto lei, prendere nota del riferimento di questa signora e cercare di ricostruire i fili per cui si è interrotto il dialogo con i servizi sociali che in quella regione sicuramente sono presenti, credo sia la strada da seguire. Io posso dire nella mia esperienza quotidiana, a 10 metri dal mio ufficio qui c'è l'assistente sociale, riceviamo le richieste e le dobbiamo valutare in funzione dei criteri, delle regole che ci vengono date, ma evidentemente si fa tutto e spesso anche di più per andare incontro alle situazioni. Sono convinto che il mio collega sindaco di quella comunità potrà fare altrettanto. Sì, sono convinta anch'io. Il problema però è, sindaco, che le telefonate arrivano a questa emittente, a Rete Veneta, a Sveglia Veneti, allora capisce che vuol dire, quando uno ha il coraggio anche di chiamare per dire aiutatemi, vuol dire che ha trovato molte porte chiuse, e non è possibile trovare porte chiuse di una mamma incinta che chiede aiuto. Avranno anche sbagliato, perché la verità poi non sta mai da una sola parte, poi io vado a verificare, c'è sempre un 50 e un 50, però non c'è mai un 100 e uno 0, c'è un 50 e un 50. Allora vogliamo vedere quel 50 come lo dobbiamo supportare, come possiamo aiutare. Io dicevo prima al sindaco Balzi che non è possibile che i servizi sociali mi chiudono al venerdì alle ore 13 o alle ore 14 e fino a lunedì queste persone sono in balia di chi? Di telefoni, di ascolto che non c'è, hanno bisogno di un supporto reale, sono veramente situazioni molto difficili, sindaco. Voi siete responsabili della salute dei vostri cittadini, ecco, non possiamo sempre fingere che le cose non vanno cambiate perché nel mio comune funziona. Sì, poi troviamo l'uomo morto a casa o la donna morta a casa perché nessuno è arrivato. Capisci che bisogna capire cos'è il sociale e come cercare di migliorare questo sociale. Non c'è occupazione, ma va bene, ma allora come facciamo? Allora dove andiamo a trovare le persone? Sindaco? Lei sa, credo che sono anche presidente della conferenza dei sindaci del mio territorio e ho lavorato nel sociale per 30 anni prima di vivere questa esperienza amministrativa, per cui è una tematica che non solo conosco ma che porto dentro con grande interesse. Lei ha detto bene, nella premessa va ascoltata anche l'altra campana. Posso garantirle che spesso e volentieri certe recriminazioni non sono fondate. È altrettanto vero che succede che per la burocrazia, per la poca cortesia ci sono dei corticircuiti. Io le posso dire, chiaramente posso permettermelo perché è un comune di 6.000 abitanti, ma il mio numero di cellulare sostanzialmente gira tra tutti i cittadini e laddove c'è un'esigenza, un'urgenza, anche alle 11 di sera del sabato capita di essere chiamato e si interviene. Ecco, nelle piccole comunità c'è ancora questa possibilità di avere una dimensione di prossimità molto forte. Poi ci sono i servizi di reperibilità laddove ci sono delle emergenze vere e proprie, se no si fa riferimento anche a un meccanismo che è quello di chiedere l'appuntamento, che rende funzionale ed efficace anche l'incontro, l'ascolto senza essere disturbati, senza avere eccessiva fretta, per cercare insieme la soluzione. Io credo che sia anche giusto fare questa narrazione dall'altra parte. Io ho delle colleghe assistenti sociali assolutamente encomiabili che fanno molto bene il loro lavoro. Credo che vada raccontato anche questo, come ho sentito faceva il mio interlocutore nella trasmissione precedente, nella parte finale.
Però, vero, il sindaco, io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco sensibile, i servizi sociali che mi stanno vicino. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. L'obbligo e il dovere, il diritto e il dovere. Avvocato, che finalmente siamo riusciti a riprendere la linea, avvocato Schuster, ma i diritti e i doveri, com'è qua in Italia questa storia? Perché il sindaco dice nel mio territorio funziona. Ieri avevo un altro sindaco che ha detto nel mio territorio il sociale ho investito tanto, siamo rimasti tutta a bocca aperta e funziona molto bene. Allora gli ho detto guardi che ha chiamato una signora proprio del suo comune dicendo che non è proprio così, una persona con una grande patologia, una grave patologia che ha chiesto aiuto ed è rimasto di stucco. Non è possibile, ho detto guardi le do il nome e cognome, indirizzo e numero di telefono così lei verifica e così cerchiamo invece di vedere che ci sono anche queste realtà. Perché è troppo comodo dire investo, faccio. Tu devi conoscere prima di dire una cosa così davanti alle telecamere. Devi sapere bene cos'è il tuo territorio e fin dove puoi arrivare. Io capisco che il sindaco non può arrivare dappertutto, capisco che c'è un assessore anche al sociale però, e capisco che c'è anche un servizio sociale che deve funzionare nel momento, avvocato, e qui parlo di persone, non di uomo o di donna, di persone che chiedono aiuto. È qua il grande problema. E io non devo essere fortunata, io devo avere quello che mi spetta di diritto. Se sono in difficoltà per vari motivi, a chi mi posso rivolgere? Prego, avvocato. Piccoli problemi, insomma, di quartiere. No, diciamo, sicuramente noi abbiamo un modello di Stato sociale che è la nostra tradizione europea, diciamo, di un servizio pubblico che deve dare le risposte ai cittadini per le esigenze che questi ovviamente hanno, dal sociale al sanitario. Lo dice anche la Costituzione che leggo tutti i sabato. Lo dice perché la nostra tradizione l'hanno voluto le nostre madri e i nostri padri costituenti. E certo è gestire, diciamo, uno Stato sociale è una macchina molto complessa. Noi sappiamo spesso i problemi di rimbalzo di competenze in Italia. No, deve farlo lo Stato, no, deve farlo la Regione, no, deve farlo il Comune, sui servizi insomma integrati, eccetera. E forse occorrerebbe ogni tot da una parte riuscire a avere strumenti per misurare la resa di questi servizi. Noi li abbiamo ma non sono sufficienti. Chiaro, ci possono essere situazioni che sfuggono, forse questo dell'ascoltatrice che aveva chiamato, ma occorre fare meglio per misurare sul territorio, ma non poi dire ok, abbiamo fotografato la situazione ma fare delle riforme. Torniamo alla questione delle madri e do un esempio per stare su questo tema, no? Si dice beh c'è l'adozione, no? Cosa vi lamentate? Poi c'è l'adozione. Ecco, l'adozione prevede sempre per queste madri una valutazione della loro situazione familiare, devono raccontare idoneità. Ora, si dice quanto durano questi percorsi di adozione? Ecco, ci sono tante variabili, la più importante è il giudice, ma c'è un'altra variabile che sono i servizi sociali sul comune dove risiedono queste famiglie, perché il Tribunale per i minorenni, in questo caso Venezia, delega poi i servizi sociali del comune di residenza e dice vai, entra in casa loro, fai, discuti, colloqui, fotografa, registra e fammi una relazione di questa famiglia, perché devo capire se l'adozione le interessa il bambino, insomma, fammi la tua relazione. Ecco, a volte trovi servizi sociali sul territorio, abbiamo quasi 8.000 comuni in Italia che funzionano benissimo, per cui arriva dal tribunale la carta, vanno nel giro di 2 mesi, neanche la relazione è già davanti al giudice. Abbiamo altri servizi sociali, uno dei tanti 8.000 comuni, in cui, ma scusi, vogliamo fare il colloquio con lo psicologo, ma lo psicologo è andato in pensione, attendiamo un nuovo concorso, passano non dico quanti mesi, 7-8 mesi per questa relazione. Intanto il bambino è lì, così, nel limbo. Quindi siamo in una situazione in Italia in cui hai comuni che vanno e altri che sono una disgrazia. Un'altra situazione di cosa vuol dire, questo è molto più doloroso. Guardi, una mamma a un certo punto ha detto all'altra che per lo Stato italiano non era nulla, non vedrai più le bambine. Si va davanti al tribunale, il tribunale anche in tempi molto rapidi dice no, servizi sociali ti delego, ripristina il rapporto fra questa madre che era la madre fino a quasi 7 anni e che improvvisamente l'altra lo fa sparire. Ecco, se i servizi sociali funzionano bene, quel provvedimento del giudice viene attuato. Se i servizi sociali, come in questo caso, sono una disperazione, quella mamma è spacciata. Quindi
diciamo, sono veramente tanti drammi. Senta avvocato, però io ho avuto ospite proprio una mamma con la sua compagna che hanno detto che non possono adottare queste mamme e i bambini, non c'è l'adozione prevista per queste mamme, non possono adottare, è vero? Allora, se le mamme sono sull'atto di nascita come le mamme di Padova, per assurdo devono aspettare che qualcuno ne cancelli una e solo dopo che è stata cancellata dall'atto di nascita potrà procedere con l'adozione. Quindi noi le mettiamo spalle al muro, cioè la procura le mette spalle al muro e dice o voi siete subito d'accordo di essere tolte, quindi fate insomma un gesto di autolesionismo, così prima vi togliamo, prima potete partire con l'adozione. Forse è questo che hanno detto, perché altrimenti spetta il diritto ovviamente in queste situazioni di chiedere l'adozione, che poi i tribunali nella mia esperienza oramai danno sempre, perché come fai a dire non è nell'interesse di un bambino essere adottato da un secondo genitore che già è lì da ancora prima che nascessi, quindi ci si arriva a destinazione, ma ci sono tanti imprevisti. Quanto tempo? Chiedilo al giudice, chiedilo al cancelliere del tribunale, chiedilo ai servizi sociali che devono fare la relazione. E se poi questa mamma nel frattempo, in corso della procedura di adozione, gli capita una tegola in testa e muore, da morti non si adotta più. Quel bambino avrà perso per sempre un secondo genitore, non potrà mai ereditare neanche da questa persona che per il diritto, se non ha potuto adottare, è una sconosciuta, è come la vicina di casa o chi sta passando sotto casa in quel momento. Molto chiaro, avvocato, ha fatto bene perché appunto queste mamme, ecco, forse per i problemi che ha detto lei, hanno abbreviato dicendo noi non possiamo adottare perché, come ha spiegato molto benissimo, non è così semplice come sembra, anche perché ti confronti sempre con le sensibilità del giudice. Ad esempio andiamo a vedere questo bellissimo film, Nata per te, questo film meraviglioso di questa adozione che è andata a buon fine, ma perché nessuno la voleva. Questa è la verità, è andata a buon fine perché nessuno voleva questa bambina Down. Andiamo a vedere Disabilità, il film. Signor Trapanese? Sì, sono io. Tribunale dei minori di Napoli. La chiamiamo per la sua richiesta di affido. Come l'ho detto al telefono, la bambina è Down. Veramente tu e tua moglie sareste disposti a prendere Alba? Io non ho una moglie. Sono gay. Sala Gremita al Cinema Edera di Treviso alla proiezione di Nata per te, il film che racconta la storia vera di Luca Trapanese e Alba, primo caso in Italia di adozione di una bimba da parte di un single. In sala regista e cast, ma anche il protagonista di questa storia, Luca Trapanese, che ha combattuto una battaglia per ottenere l'affido di Alba, una bimba con la sindrome di Down lasciata in ospedale dalla madre appena nata. Il titolo è perché io credo che ognuno di noi è nato per qualcun altro. E quindi Alba era nata per me e io per lei, evidentemente. E poi perché mettiamo la nostra faccia? Perché noi dobbiamo essere testimonianza della nostra vita sempre. Se io avessi preso Alba e mi sarei nascosto nella mia casa, non avrei fatto nulla di buono per la società. La nostra è stata un'opportunità che abbiamo avuto e da questa opportunità deve nascere una riflessione. Lo possiamo fare solo con una testimonianza. Il film racconta la battaglia di Trapanese, assessore al welfare del comune di Napoli ed impegnato a fianco di persone Down per diventare padre di Alba. Quante coppie hanno detto di no all'adozione prima che fosse presa in considerazione la richiesta di Luca, omosessuale e single? Lei mi deve dire quanti rifiuti è disposta ancora a far vivere ad Alba. Ci sono delle regole. E se queste regole fossero sbagliate? Luca e Alba ora sono una famiglia serena e felice. La legge delle adozioni è ferma al 1983, dove la nostra società era completamente diversa. Oggi sono tanti single che potrebbero essere delle famiglie per bambini e ci sono tanti bambini che aspettano di essere adottati. E l'Italia è uno dei pochissimi paesi che dice di essere all'avanguardia, che non ha ancora rinnovato questa legge. Allora sicuramente questo film io spero che faccia riflettere non tanto sulla storia mia e di Alba in quanto Luca e Alba, ma su una storia di una famiglia che è al pari delle altre famiglie, perché al centro della nostra vita c'è l'amore. Colgo l'occasione per salutare Luca, che abbiamo avuto la fortuna di avere ospite diverse volte. Un abbraccio grande anche a questa meravigliosa bimba Alba, che sta vivendo la serenità
perché c'è l'amore, ecco, alla fine la parola magica è amore, ami questi bambini. Sindaco, ha visto questo film, interesserebbe vederlo, cosa ne pensa di questo uomo che veramente queste regole non vanno bene? È proprio sicuro, dice il giudice, che vadano bene queste regole, che siano giuste? Prego, Sindaco. Guardi, ultimamente andare a guardare dei film è veramente un'esperienza positiva. Ieri sera ho guardato quello della Cortellesi, è straordinario, lo consiglio a tutti e non mi farò mancare anche questo Nata per te, che mi pare, da quello che avete raccontato, è qualcosa di molto molto interessante. Penso che queste testimonianze, queste battaglie civili, dobbiamo essere grati a queste persone coraggiose che affrontano passaggi non certo facili, spingono, buttano il cuore oltre, ci costringono in qualche maniera a prendere atto di questa modifica. Io vorrei, se posso, anche riprendere il passaggio sulla questione della visione. Io sono credente, faccio riferimento a dei miei valori di fede, però sicuramente faccio parte di quella Chiesa che sa mettersi in una posizione rispettosa, di ascolto, quello che avete citato voi di Papa Francesco, come figura che la provvidenza ci ha mandato e che ci accompagna in questo cambiamento assolutamente fondamentale. Poi dobbiamo tradurlo noi da amministratori nella gestione quotidiana, ma il Parlamento, l'abbiamo detto anche prima, è assolutamente necessario che non si nasconda e affronti questo processo. Dal 1983 che c'è una legge delle adozioni bloccate, la dice tutta, non c'è altro da aggiungere. Avvocato Schuster, prego, come commentiamo, ecco, questa caparbietà di questo uomo, ma soprattutto alla fine, come ho detto prima, vince l'amore, però ti batti con la burocrazia, con la sensibilità, c'è giudice e giudice. Prego. Sì, la storia di Luca Trapanese è anche di una persona che sapeva muoversi con questi tribunali, con questi servizi proprio per il suo percorso e che ha fatto un gesto di grandissima generosità, perché è vero, è una questione molto, molto delicata quella di dire a un genitore come deve diventare genitore. Lui ha fatto una scelta che è una scelta di pochi ed è quella di dare, di forse troppo pochi rispetto alle esigenze, insomma, di dare comunque tutela e una casa ai bambini. L'adozione, sì, dell'83 ha avuto veramente poche modifiche. Una delle modifiche che venne fatta all'incirca 20 anni fa è proprio questa di consentire a tutti l'adozione nei cosiddetti casi particolari, tra cui erano inseriti anche i bambini disabili, quelli cioè che non trovano una grande speranza di adozione proprio perché è una grandissima sfida per un genitore adottivo poi accudirli, eccetera. Quindi c'è questa possibilità che deve essere, insomma, su cui occorre che l'Italia investa. Per il resto, come ha detto anche il sindaco, eccetera, questa legge dell'83 sostanzialmente è rimasta quella, cioè noi ad oggi consentiamo di adottare secondo quella che era l'adozione nobile, la vera adozione, adesso con interventi soprattutto per merito delle famiglie omogenitoriali. Quest'altra adozione, che era un'adozione minore, l'hanno potenziata, quindi ormai ha guadagnato in dignità, ma la vera adozione, il modello del legislatore che ancora viene difesa oggi, perché l'argomento per non dare a un bambino due madri è che il nostro ordinamento legittimamente può proteggere, tutelare, considerare soltanto la famiglia sul modello della natura. E una volta questo modello è così rimasto nella legge dell'adozione, sono i coniugi, cioè la coppia convivente non può adottare un bambino solo perché non ha un pezzo di carta che è quello del matrimonio. Allora siamo rimasti anche qui isolati, perché già lo eravamo nell'83, che già alcuni paesi dicevano ma scusa, io vado a valutare la capacità di una coppia di accudire il bambino, non se c'è un pezzo di carta con scritto sopra il matrimonio. Ecco, pensiamo che in Italia siamo rimasti isolati e non riusciamo più a metter mano neanche a una legge dell'adozione che è un obbligo, perché la legge dell'adozione, come giustamente è stata poi riscritta, non si chiama più, diciamo, legge sull'adozione, è una legge che ogni Stato deve darsi per dare una famiglia ai bambini, perché l'adozione non è mai il mio desiderio egoista, è un bambino ha bisogno di cura ed è un diritto del bambino di essere inserito nella famiglia. Questa è la ragion d'essere dell'adozione. Ecco, io penso che se questa, siamo tutti d'accordo della ragion d'essere, c'è un obbligo in capo al Parlamento di adeguare questa legge. Ed è una vergogna che ciò non succeda, perché se non si mette mano a quella legge non stiamo aiutando i tanti bambini come Alba a trovare casa, cura e amore. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, interventi transgender, andiamo a sentire, poi commentiamo anche col sindaco Balzi.
Benvenga il Centro regionale per il cambio di sesso. La benedizione del direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, parte dall'assunto che questa sia ormai una necessità reale. Lo dimostra il fatto che già 2 richieste siano state avanzate all'azienda sanitaria negli ultimi tempi. Lo dimostra ancora di più il calvario di una donna, un tempo uomo, dell'area castellana, che ha subito nel suo percorso ben 60 interventi chirurgici. Nel suo caso è avvenuto tutto in un paese straniero più di 7 anni fa. Le terapie ormonali, l'operazione effettuata all'estero in una struttura non all'altezza, l'anestesia eccessiva, le pericolose iniezioni di silicone per creare le forme femminili, i problemi alla circolazione e alla cute. Fu l'inizio di un incubo. La donna ha dovuto effettuare più di 60 interventi per riparare al danno riportato a causa dell'intervento, conferma Benazzi, che la conobbe all'inizio del suo mandato come direttore generale. All'epoca non c'erano troppe alternative. A molte persone transgender non restava che guardare ai viaggi della speranza verso altri paesi, spesso senza enormi garanzie di sicurezza e con tutte le problematiche conseguenti. Con il nuovo centro di riferimento regionale invece si mettono a disposizione professionalità altissime. Sarà realizzato nella struttura che già ospita l'unità di medicina della riproduzione in via Modena a Padova. Lunedì nell'ospedale universitario si è svolto l'ultimo tavolo tecnico del gruppo interdisciplinare Incongruenze di genere, la squadra di specialisti che rappresenta l'ossatura del futuro centro. Abbiamo in linea Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ho fatto ancora certe domande come questa. Ma perché dobbiamo mettere al mondo bambini? Che ce ne abbiamo pieni gli istituti, Mirella, pieni gli istituti. Non dico quelli che hanno i genitori, ma ce ne sono anche di orfani. Non capisco perché tutta questa cosa qui di andare all'estero, spendere migliaia e migliaia di euro e magari sì, ho capito che 2 donne si possono anche allevare questi bambini, però non serve farne, non serve perché ne abbiamo tanti dentro sui istituti che sono lì che aspettano che vai a prenderli. Non capisco questa cosa qua, dobbiamo mettere al mondo ancora bambini con inseminazione artificiale, tutte queste cose qua. Non so, non capisco perché, ma perché dobbiamo volerli bene anche a quelli dell'istituto? Io penso che non te li vogliono dare perché vedi che vanno all'estero a spendere migliaia e migliaia di euro, che non ti vogliono dare perché rimangono senza lavoro questi istituti qua. E invece ce ne sono sempre di continuo che glieli levano perché magari il papà, non so, non ha lavoro, ma se non ha lavoro dobbiamo dare 50 euro al giorno a questa famiglia che si allevino a casa se non ha lavoro, perché a noi ci costano 250 euro al giorno ai comuni, sempre soldi nostri. Non faccio adesso ma per dire perché sono soldi nostri, ma perché devono capire che i bambini che glieli togli alla famiglia devono rimanere a casa con i loro genitori. Diamo 250 euro al giorno che vengono fuori, non so, 1.500 al mese, invece di dare 250 euro il comune, che il sindaco deve tirarli fuori ogni giorno a ogni bambino, bisogna fare anche questi conti. Non capisco questa cosa qua. Vi saluto. Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy, prego Sindaco Balzi. Ho sentito soprattutto la parte finale della telefonata perché era caduta la linea, la dimensione della sostenibilità. Non serve fare figli, bisogna adottare quelli che ci sono, diceva Giusy. Io mi sento di sottoscrivere la parte finale, che è quella del sostegno alle famiglie di chi oggi ancora, uso un'espressione chiaramente un po' ironica, il coraggio di mettere al mondo dei figli, no? Con tutte le difficoltà che ci sono. Noi vediamo questo processo in atto da decenni di calo demografico che, se non siamo folli, dobbiamo avere la capacità di mettere tra le nostre priorità di intervento. È vero, laddove un bambino viene allontanato dalla famiglia e messo in una struttura residenziale, il comune deve affrontare quella cifra che citava prima, qualche volta anche addirittura superiore. È uno degli elementi che entrano in gioco. Se c'è un provvedimento del giudice che allontana quel minore, significa che ci sono dei motivi per doverlo tutelare. Quindi direi di non generalizzare e la verità è fatta di aspetti. Poi io
chiaramente dico chiunque di noi, compreso una coppia di donne, una coppia di uomini, ha di fronte l'opportunità di scegliere l'adozione. Non vedo perché questo debba essere il canale unico che viene offerto a chi sceglie di avere un percorso di vita, di amore, di relazione e prospetta anche di sperimentare la maternità e la genitorialità come una forma naturale per tanti altri. Ecco. Grazie al sindaco Franco Balzi, sindaco di Sant'Orso, che è stato con noi. Sentiamo come ci saluta anche l'avvocato Alexander Schuster. Prego, avvocato. Sì, allora, come ho detto prima, è un po' difficile mettersi nei panni di una persona che vuole diventare genitore. Una mia carissima amica che non ha ancora ad oggi figli, 20 anni fa mi disse che averli è un gesto di egoismo, no? Cioè averli biologici, e la cosa mi ha sempre fatto molto molto riflettere. Va detto che queste coppie in Italia non possono adottare bambini che non abbiano una disabilità, quindi la classica adozione di bambini insomma in stato d'abbandono, e la realtà è che nessuno lo dice, nessuno lo nega, ma non ricevono neanche bambini in affido, cioè quelli che in quella situazione in cui non si sa se devono essere adottati o meno perché i genitori sono in una situazione di difficoltà, tossicodipendenza, eccetera, e non glieli danno neanche in affido. Quindi c'è ad oggi un ostacolo per queste coppie e per queste anche persone single di diventare genitori adottivi, e quindi la scelta diventa quasi obbligata. È più difficile per due padri perché ovviamente devono fare un ricorso alla gestazione per altri, è più facile per due donne, molto più facile ovviamente anche rispetto a una coppia etero di avere gravidanze. Interessante servizio, scusi se torno lì, anche sulle persone trans. Speriamo perché sono interventi da sempre molto complessi, diciamo cambiare un corpo maschile in corpo femminile e viceversa sono veramente complessi. Spero che la Regione riesca a trovare quel grado di alta specializzazione. Secondo me in Italia dovremmo averne forse massimo 3 di centri o 2, perché è veramente molto difficile fare questi interventi. Comunque ben venga questo primo passo verso un'equipe molto specializzata su questo tipo di interventi chirurgici. Ringraziamo anche l'avvocato Alexander Schuster, che è stato con noi del Foro di Trento. Grazie ancora a Franco Balzi, sindaco di Sant'Orso. Pubblicità. Intanto noi dobbiamo fare gli auguri al professor Silvio Garattini, intanto per questo compleanno meraviglioso. Lo sa professore però che siamo in euro, perciò deve dividere a metà, perciò chissà quante ricerche dovrà ancora fare. Auguri professore, auguri di cuore. Grazie, da tutta la nostra emittente, veramente grazie a Silvio Garattini, fondatore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, grazie di essere con noi. Saluto anche Leo Bassi, manager sportivo, perché è importante quello che diremo questa mattina. Allora professore, lei ha dichiarato: i ragazzi nelle grinfie della droga, a scuola educhiamo alla salute. Io stamattina ho avuto sia il presidente del CEI, Servizio per le Dipendenze, che il dottor Carlo Giacobini, Agenzia per i diritti delle persone con disabilità, ma soprattutto quello che mi ha colpito, ieri sono stata ospite all'Istituto Mazzotti come relatrice, anche se ho parlato pochissimo, e quello che mi ha colpito è che parlano sempre i soliti noti, professore. I ragazzi si sentono poco, però l'unica ragazza che ho sentito ha detto ai docenti: noi vogliamo essere ascoltati, noi siamo bravi ragazzi, vogliamo essere capiti, perché ognuno ha la propria personalità. Siete voi che dovete capire e ascoltarci di più. Professore, cosa dici? Io penso che siano delle cose bellissime che ha detto questa ragazza, ma manca proprio l'ascolto, l'educazione. Dove vanno questi ragazzi? 5 ore di scuola e le altre 19 cosa facciamo? Cosa vedono? Le piantagioni di tabacco, come ha detto lei, professore? Prego. Sì, ha ragione, cioè, bisogna veramente ascoltare i giovani, e questo deve avvenire soprattutto nella scuola. Purtroppo la scuola nostra ha poca attenzione per quanto riguarda i problemi della salute. Io penso che c'è bisogno di una importante rivoluzione culturale, e cioè fare in modo che
i giovani abbiano la possibilità di ascoltare i problemi della salute da parte di esperti preparati apposta per questo scopo. Basterebbe un'ora alla settimana all'interno della scuola per cominciare veramente a cambiare le cose, perché i giovani devono sapere che quello che fanno oggi in termini di comportamenti generali rappresenta quello che succederà domani. Se non si diciamo, realizzano quelle che chiamiamo le buone abitudini di vita, avremo problemi nel futuro. Questo nella scuola non c'è, perché la nostra scuola è una scuola del passato, è una scuola che ci parla sempre della storia, la storia della letteratura, la storia della filosofia, la storia dell'arte. Non arriviamo, e questo va benissimo, perché è importante sapere da dove veniamo, ma non sappiamo dove andiamo, e questo secondo me è uno dei grandi problemi della gioventù, cioè non hanno prospettive per il futuro, perché la scuola non dà prospettive. Questo penso che sia uno dei problemi fondamentali. L'ha detto proprio bene, anche se loro cercano in tutte le maniere di far capire che è una scuola che va rivista. Il pomeriggio vogliono essere intrigati, vuole che la scuola si apra anche al pomeriggio, che li faccia diventare protagonisti. Loro hanno voglia di questo, loro sono consapevoli che possono essere protagonisti della comunità. Abbiamo Giannino dalla provincia di Verona. Prego Giannino. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Senta, io prima di tutto vorrei parlare di un'altra cosa. La scuola da tanti anni manca una materia la più importante nella vita, l'educazione civica. Primo, non ci sono gli insegnanti di una volta. Adesso tutti quanti tecnologia. Il nostro cervello sparisce con la tecnologia lì in mano, invece bisogna usare il nostro cervello e lasciar perdere un po' la tecnologia. Io volevo parlare di un'altra cosa, le inondazioni che stanno capitando. Qualcuno riesce a capire la motivazione? Secondo lei riescono a capirlo? No, sono tutti in stato confusionale, compresi noi, vai tranquillo. Prego. Ma io un attimo volevo parlare appunto delle inondazioni. Sì, veloce, vai Giannino, vai. In tutta Italia, grosso modo. E dico una cosa, e la dico volentieri, manca la gente capace di dirigere, scavare i fiumi, scavare i fossi, non aver paura, scavarli che l'acqua va sotto e non galleggia dopo fuori. Ricordarsi questo, ho 79 anni e io mi sono lavato le mani in Adige, perché abitavo alla parte sponda opposta di Villa Bartolomea ed eravamo in 6 ragazzini e nel 51 ci siamo lavati le mani e mai spaventati di niente. Adesso la gente, il giornalismo spaventa tutti. Non bisogna più far questo e i ragazzi, bisogna insegnare ai ragazzi piegare la schiena e lavorare, non i macchinari e basta, piegare la schiena con la zappa, la vanga e cominciare a insegnare come si fa a produrre.
Grazie Giannino, molto chiaro Giannino. Io penso che i ragazzi vorrebbero fare anche questo, e che qualcuno non glielo fa fare, Giannino, purtroppo, ma loro avrebbero piacere di fare anche questo. Il problema è che bisogna riprendere per mano, perché sono veramente sperduti e confusi. Allora, prima di dare la parola anche a Leo Bassi, il professor Garattini io l'ho invitata questa mattina, oltre a cercare di parlare quanto male fanno le droghe, visto che ho aperto con questi temi questa mattina, ma io ricevo ancora telefonate, specialmente quella di Mirko, che non si fida dell'ultimo vaccino. E ha detto: ma come fanno ad arrivare adesso all'improvviso ogni volta un vaccino nuovo che fa bene all'ultima ondata che viene di questa purtroppo pandemia, che è stata anche combattuta e quasi vinta grazie ai vaccini, ma io non mi fido. Ma chi dice che sono testati? Che garanzie ho? Professore, la prego, perché in questo mare di lacrime bisogna anche far parlare le persone competenti, perché sennò non ne andiamo fuori, e la ringrazio di essere qui. Prego. Il vaccino, diciamo, che viene utilizzato è un vaccino diverso dai precedenti, perché tiene conto di 20 anni di ricerca nel campo dell'RNA, e quindi questo permette di realizzare vaccini in tempi che prima non erano assolutamente pensabili. Il vaccino si realizza in 30 giorni e quindi i tempi sono bassissimi, e per di più si fa tutto quello che normalmente si fa per i vaccini, perché se si pensa al vaccino dell'influenza ce l'abbiamo tutti gli anni, e tutti gli anni lo utilizziamo senza fare grandi discussioni, quindi qui è migliorata la situazione, quindi questo vaccino è studiato in modo adeguato. Poi, come tutti i farmaci, non c'è niente che abbia soltanto dei benefici. Tutti danno benefici, ma danno anche degli effetti collaterali. Però bisogna pensare a cosa è stato il virus del Covid-19, che ha generato milioni di morti, e dopo i vaccini abbiamo invece avuto un notevole vantaggio nella diminuzione sia della malattia grave sia della mortalità. Quindi non si può non riconoscere gli effetti positivi, e quindi io penso che soprattutto le persone anziane e le persone che hanno anche problemi di salute importanti è bene che si vaccinino, perché altrimenti il virus farà dei problemi molto gravi, e quindi io penso che sia giusto che ci sia questo appello perché ci si vaccini. La ringrazio professore, era molto importante, perché non è colpa di queste persone, è che veramente la confusione è regnato sovrana per un periodo, anche da addetti ai lavori che dovevano dire qualcos'altro e noi indirizzare le persone da un'altra parte. Anche questo, tutti parlavano. Prego professore. No, dico, manca un'informazione adeguata, cioè fin quando le persone responsabili non spiegheranno alla gente perché bisogna fare queste cose, è chiaro che molti possono avere dei dubbi, però dobbiamo avere la pazienza di spiegare e di cercare di convincere che la vaccinazione è molto utile, specialmente in certe categorie di persone. Grazie veramente professore, perché io penso che la competenza del professor Garattini non sia messa di sicuro in discussione, ma far capire che bisogna avere la pazienza di spiegare, cosa che molti hanno perso purtroppo, e poi ci ritroviamo con queste telefonate che dicono: ma siamo sicuri che questo vaccino sia sicuro? Ma così in poco tempo come mai? Perché si era abituato ad avere un vaccino che ci volevano 20 anni, all'improvviso invece hanno investito nella ricerca
i grandi scienziati della Terra si sono parlati, paff, è arrivata la magia del vaccino, perché hanno investito e abbiamo delle eccellenze in tutto il mondo che hanno dialogato tra di loro, cosa che non avveniva. Questa è la verità o sbaglio, professore? No, certamente, tanto è vero che se lei ha notato il premio Nobel quest'anno non è stato dato al vaccino, è stato dato alle persone che hanno messo le premesse perché si faccia un vaccino in tempi molto rapidi. Quindi è tutto quello che è stato fatto 20 anni prima che ci permette di accelerare i processi. E questo ci dice che la ricerca non paga immediatamente, la ricerca ha bisogno di tempi tante volte lunghi, ha bisogno di aumentare la conoscenza, ma è l'aumento della conoscenza quello che poi permette applicazioni pratiche. E questo è quello che il nostro paese, la ricerca è poco sostenuta. Noi abbiamo la metà dei ricercatori per milione di abitanti rispetto alla media europea. Pensi che per avvicinarci a quello che spende la Francia per la ricerca dovremmo spendere 22 miliardi in più all'anno. Queste sono grandi differenze. Se non si fa ricerca, la ricerca non è una spesa, la ricerca è un investimento. Questo è quello che i nostri politici devono tenere presente. Grazie professore. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e augurissimi al professor Garattini. Grazie. Al quale dovere che Dio ce la mantenga, come si suol dire. Professore, visto la sua enorme competenza, lei sa molto meglio di me ovviamente che ci sono anche i risvolti negativi, come lei adesso accennava alla famosa ricerca. Cosa si potrebbe fare, cioè cosa potremmo volere su suo suggerimento per avere una ricerca libera, non fatta dalle cause farmaceutiche, come lei più spesso ha fatto notare, molto spesso ha fatto notare che le case farmaceutiche inseguono solo ovviamente il profitto, per avere una ricerca fatta da scienziati liberi come lei. E quanti sono, qual è il numero negli ultimi 20 anni di farmaci ritirati per effetti avversi? Terza domanda, cosa potremmo fare noi, genere femminile, per avere una ricerca basata anche sul genere femminile, perché come lei ci ha detto e ci ha fatto notare che la ricerca, noi donne siamo penalizzate in quanto i farmaci che sono in commercio sono fra virgolette illegali perché non testati sulle donne ma solo sul genere maschile. Io la ringrazio infinitamente, le rinnovo tanti auguri e la saluto. E saluto tutti, grazie, buongiorno. Ciao Paola, grazie. Prego professore. Ma io credo che noi dobbiamo, dal punto di vista generale, se crediamo nella ricerca, dobbiamo premere presso i politici perché i politici si rendano conto che la ricerca è un investimento e la ricerca deve essere indipendente, deve essere cioè mirata all'interesse della gente e non invece soltanto al profitto. Quindi sempre lei l'ha dato ed è una cosa su cui noi abbiamo, come Istituto Mario Negri, abbiamo scritto un libro proprio per sollevare l'attenzione, cioè noi studiamo i farmaci nei maschi fondamentalmente e poi le donne devono prendere i farmaci che sono stati studiati solo nei maschi. Deve pensare che a partire dagli studi negli animali d'esperimento si usano maschi e le prime fasi cliniche sono maschi e poi intervengono anche le donne, ma la stessa malattia non avviene in modo uguale nel maschio e nella femmina. La prevalenza, i sintomi e gli esiti della stessa malattia
sono differenti nel maschio e nella femmina. L'effetto dei farmaci è differente perché il metabolismo è differente nel maschio e nella femmina, la distribuzione del farmaco è differente, la eliminazione del farmaco è differente e quindi noi avremmo bisogno in realtà di avere molti studi in cui lo stesso farmaco viene studiato su 2 protocolli differenti, uno per il maschio e uno per la femmina. E questo assicurerebbe che i 2 sessi abbiano quello che va bene per ognuno di loro. Difatti la nostra interlocutrice diceva il ritiro dei farmaci dal commercio. Io le posso dire che 8 su 10 farmaci ritirati dal commercio sono stati ritirati per tossicità nella femmina. Se noi guardiamo gli effetti collaterali, negli Stati Uniti hanno calcolato che in 10 anni ci sono stati 1,3 milioni di effetti tossici gravi nel maschio, ma nella femmina sono stati 2 milioni. E questo ci dice che le donne subiscono i trattamenti dei maschi. Questa situazione deve cambiare a livello legislativo, perché non possiamo fare in modo che la metà del mondo non abbia quello che spetta in termini di terapia. E ha fatto bene a dirlo, l'abbiamo saputo solo da lei, professor Garattini. Io spero che le nostre parlamentari, ma non solo le nostre, anche a livello europeo, a livello mondiale, capiscono invece l'importanza di quello che sta dicendo il professor Garattini, perché ci sono 2 situazioni completamente diverse. I numeri sono numeri, la ricerca, i numeri sono questi. Allora, Leo Bassi, ecco, il professor Garattini parlava di salute, di sport, di fare movimento, di stare bene in salute sia mentale che fisica, ma questo sport è sempre più caro, questo sport preclusa molti perché non c'è la possibilità di frequentare determinate proprio attività sportive perché non ce la fanno, ma soprattutto ecco questi soldi che vengono spesi magari inutilmente per cose che non servono a livelli così astronomici, questi milioni parliamo in generale, perché sennò cadiamo sempre là e speriamo di non parlarne più, che è la pista da bob. Partiamo però da quel dato lì, perché è certo che se si spendono o se si pensa di spendere 124 milioni di euro per costruire una pista da bob, quando ci sono paesi che ce l'hanno offerta a 1/3 del costo, no? E questo lo facciamo soltanto lo si fa soltanto per orgoglio politico o per mettere la bandierina, guai se qualcuno tocca le Olimpiadi di Milano Cortina. Buttiamo via tantissime risorse. Se parliamo di soldi, guardiamo l'incidenza del PNRR sulla pratica sportiva. Dei 224 miliardi di euro che sono destinati al PNRR, lo 0,40 vanno all'attività all'attività sportiva in generale e al miglioramento della qualità della vita. Allora, se noi stiamo parlando di circa 900 milioni di euro. In Italia ci sono 25.000 scuole, quindi 25.000 palestre. Se noi facessimo un intervento, no, per ogni palestra che ne ha bisogno, bene, con questi soldi l'intervento sarebbe di quasi 20-25.000 euro a palestra in Italia, il che la dice lunga della percezione, dell'importanza dal punto di vista educativo, sociale e formativo dello sport nel nostro Paese. 0,4% del PNRR. Gli altri paesi hanno messo fra il 3 e il 5%, perché non è un problema di fare pratica, è un problema culturale. E un problema culturale lo si porta avanti anche con gli investimenti. Molto chiaro Bassi, e ha fatto bene a dire i numeri. Quello che però volevo chiedere anche al professor Garattini parlando di sport, perché si è iniziato a capire l'importanza dell'integratore proprio con questa spinta enorme dello sport. Tutti gli sportivi o quasi prendevano questi integratori. L'altro giorno abbiamo sentito di quel bambino che purtroppo ha preso l'integratore,
ed è finita purtroppo come è finita. Allora, professore, cosa ci può dire degli integratori e il mondo dello sport che si avvicina sempre di più a certi farmaci per diventare sempre più forti, sempre è il mito, e poi questo mito cade quando si scopre che invece all'interno del proprio... che non sono integratori. Ecco, c'è anche oltre l'integratore qualcos'altro. Cosa vuole dire, professore? Anche perché ormai è una moda questi integratori, basta vedere le cifre che riescono a fare. Prego. Quello che è importante nello sport è l'allenamento, è la cosa più importante. E gli integratori alimentari fanno bene a chi li vende e noi spendiamo quasi 5 miliardi all'anno per acquistare integratori alimentari. Non c'è nessuna evidenza scientifica che siano utili e quindi insomma il consiglio è quello: non ricorriamo a cose che non servono, cioè invece ricorriamo alle buone abitudini di vita, mangiamo in modo adeguato anche in rapporto con lo sport che facciamo movimento, perché lo sport è molto importante per questo, soprattutto nei giovani, ma a tutte le età, anche solo camminare in modo da fare un po' di fatica è molto utile per la nostra circolazione, ma è utile anche per il cervello. E poi insomma lui la fa di sicuro. Tante buone abitudini di vita: non fumare, l'alcol e le droghe, come è già stato detto, cioè dobbiamo fare in modo che i giovani capiscano, e lo ripeto, che quello che fanno oggi è importante per il loro futuro e la scuola deve educarli a questi aspetti. Deve educarli, però basta anche il mondo dello sport deve educare, certo. Perché poi questi ragazzi, ecco, sono questi tecnici che le hanno, questi massaggiatori, queste persone che li affiancano, e loro non è che possono sapere sempre tutto, sono giovani che stanno anche crescendo, che hanno bisogno di avere dei parametri molto seri, degli obiettivi molto centrati. Prego, Bassi. Beh, c'è un po', sicuramente è diventato un po' una moda anche, no? Integrare l'allenamento. Una volta ci si allenava, forse qualche volta ti davano una pastiglietta, no? Che gli atleti prendevano senza nemmeno chiedere che cosa fosse. Ci sono stati anche casi un po' importanti di decessi anche per l'eccesso di questi utilizzi. Oggi un giocatore di tennis ha dietro una squadra dove c'è il fisioterapista, c'è il nutrizionista, c'è l'allenatore, c'è il consigliere, c'è quello che ti inserisce diciamo in un trip, ecco, chiamiamolo trip. Questo è a cascata finisce anche nelle società sportive e non va bene perché si perde un po' anche la semplicità dello sport. Lo sport vuol dire allenarsi, sacrificarsi, rinunciare a qualcosa, e il sacrificio non deve essere sostituito da una pastiglia. Questa è una cosa molto importante. E il professor Garattini, che io saluto e sono contento di sentirlo oggi perché veramente ha detto cose che in Italia raramente si sentono da chi dovrebbe dirle, ecco, e quindi è veramente un'eccellenza anche in questa trasmissione qui sentire lui. Credo sia questo un po' lo schema, che viene dagli Stati Uniti, è arrivato dagli Stati Uniti e progressivamente adesso è arrivato anche... Chissà perché copiamo sempre dagli Stati Uniti le cose più schifose, i centri commerciali, le fregature delle banche, gli integratori. Professore, ma dobbiamo proprio copiare da questi Stati Uniti, ecco, queste cose assurde che stanno facendo del male ai nostri giovani, ai nostri bambini. Ma vi rendete conto queste mamme cosa danno da mangiare a questi bambini? Io ho i pediatri, il professore Garattini, che sono disperati per l'obesità e nessuno ne parla. Prego, professore. No, questo è una delle conseguenze, cioè il fatto di non avere conoscenza dei principi che devono guidare l'alimentazione fa sì che poi con tanti tipi di merendine e di vari prodotti si aumentano molto le calorie che si ingeriscono e quindi inevitabilmente si ingrassa, perché si ingrassa
perché le calorie che si ingeriscono sono superiori a quelle che si spendono. E questo è molto semplice, ma bisogna che la gente lo sappia e si convinca di questo, e se si convince poi si comporta anche in modo adeguato. Volevo aggiungere proprio una cosa, visto che in questi giorni qua si parla di Sinner. No, si parla di Sinner, tutta Italia parla di Sinner, vuole sapere, eccetera. Allora Sinner Spieghiamo anche diversamente, io ormai non lo conosco, perché Sinner, lei è bravo, però magari a casa non sanno neanche chi è Sinner. Vabbè, Sinner 22 anni, 22 anni, ha battuto il numero 1 del mondo, e il tennista in questo momento più in auge, non solo in Italia, ma probabilmente anche a livello internazionale, insieme ad altri 2 suoi coetanei, uno spagnolo e uno danese. Bene, stanno giocando il torneo più importante dell'anno a Torino, le finali del campionato del mondo, che praticamente decretano il campione del mondo del tennis di quest'anno. Allora tutti vogliono sapere di Sinner. Allora Sinner ha una squadra di 8 persone che lo seguono, 8 persone, e per irrobustirlo, per crearlo uomo quando ancora lui non è uomo. Perché a 21 anni o a 20 anni i carichi di lavoro che fa lui determinano le vittorie contro Djokovic, però lui Sinner quest'anno si è ritirato 8 volte. No, durante la stagione si è ritirato 8 volte per problemi digestivi, infortuni, strappi, stiramenti. Di questo nessuno parla. Ecco, questo è lui è un ottimo giocatore, un bravissimo ragazzo, però è secondo me un cattivo esempio da questo punto di vista. È quello che dicevo prima, ecco, loro si fidano, si fanno accompagnare da persone che dovrebbero volere il bene di questa persona, ma non sempre è così, perché il business supera, ecco, la qualità della vita delle persone, migliorarla. Cosa dice, professore? Beh, è giusto quello che è stato detto. Bisogna stare molto attenti, soprattutto quando si è giovani come Sinner, a fare in modo che poi ci sia una carriera nel tempo, e se si hanno frequenti problemi muscolari evidentemente vuol dire che l'allenamento non è stato fatto in modo adeguato. Senta professore, torniamo invece a quello che veramente a noi interessa. Com'è la situazione? Come vede la situazione proprio con queste pandemie? Qualcuno dice ne arriverà un'altra, state sicuri che qualcos'altro arriverà? Ecco, questi virus, questi batteri, ecco, qualcuno ha paura di andare nelle sale operatorie perché anche là ci si può prendere questi batteri, delle volte sono molto pericolosi. Com'è la situazione attuale, professore? La situazione attuale è che siamo molto preoccupati, prima di tutto, per quella che chiamiamo l'antibiotico resistenza, cioè noi utilizziamo impropriamente troppi antibiotici, e questo fa in modo che ci sia adattamento da parte dei germi agli antibiotici, e quindi si crea quella che è definita l'antibiotico resistenza. Noi siamo il paese europeo che usa più antibiotici, e abbiamo avuto l'anno scorso qualcosa come 10.000 morti per infezioni che non si sono potute curare perché non erano sensibili agli antibiotici. Ma l'antibiotico resistenza dipende anche da tanti altri aspetti. Per esempio, noi abbiamo troppi allevamenti intensivi in Italia. Cioè, allevamenti intensivi vuol dire che abbiamo qualcosa come 9 milioni di bovini, 8 milioni di suini, 500 milioni di gallinacci, e questi usano tutti antibiotici per prevenire infezioni che sarebbero disastrose. Però, proprio per questo, gli antibiotici entrano poi nelle acque reflue, entrano negli suoli, entrano in tutto, inclusi i nostri cibi e così via. E questo naturalmente è quello che determina poi la capacità del batterio di resistere all'azione dell'antibiotico. Quindi dobbiamo stare attenti. Poi abbiamo anche il problema delle pandemie. Noi dovremmo
essere preparati. Quello che abbiamo visto è che abbiamo avuto problemi perché eravamo impreparati. Noi dovremmo seguire l'esempio di quello che facciamo con l'esercito. Noi abbiamo carri armati, aeroplani, corazzate, persone che non servono al momento, ma sono utili nel caso in cui venissimo aggrediti. Ecco, noi dovremmo avere anche tutto questo per quanto riguarda la salute. Senta, professor Garazzini, questo lo dico io, non lo dice lei, ma noi abbiamo i migliori scienziati, i migliori ricercatori, basta vedere nel mondo sempre c'è l'italiano, non c'è niente da fare, ma è possibile che non abbiamo il grande politico che riesca a capire l'importanza di quello che sta dicendo, perché anche loro hanno famiglia, cioè teniamo famiglia, ma di cosa penso? Qual è l'obiettivo, professore? È quello che non riusciamo a capire, perché questi giovani, io li ho sentiti ieri in questo istituto bravissimi, anzi direi che hanno una sensibilità che va oltre quello che pensiamo, vogliono essere intrigati, ma loro sono favorevoli a un ambiente pulito. Loro combattono l'ambiente, sono loro che scendono nelle piazze e ci mettono la faccia per questo, ma non siamo ascoltati da nessuno, professore. Qua si passano il cerino uno con l'altro, colpa di quello, colpa dell'altro, fra poco è sempre colpa nostra, professore. Ecco, cosa vorrebbe chiedere lei alla politica, al ministro della salute ad esempio? Andiamo da lui visto che c'è, cosa chiederebbe, professore? Beh, io chiederei al Ministro della Salute di darsi da fare per molte ragioni. Prima di tutto stiamo perdendo medici e infermieri che emigrano perché sono pagati male, cioè questo bisogna dirlo chiaramente. I nostri medici, infermieri e sanitari sono pagati almeno il 30% in meno della media europea. Quindi se non lo facciamo se ne andranno, usciranno dal servizio pubblico, andranno nel privato o andranno all'estero. Questo è quello che capiterà. E poi l'altra cosa che bisogna fare è bisogna togliere la disuguaglianza, perché non è possibile che andando a chiedere un qualsiasi intervento al Servizio Sanitario Nazionale si debba aspettare per 6 mesi. Però qualcuno dice se paghi ce l'hai domani mattina. Questo non è qualcosa che noi possiamo tollerare nel Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna che tutti abbiano le stesse opportunità. E se no ritorniamo indietro, prima del 1978, quando chi aveva soldi si curava e chi non li aveva peggio per lui. Poi bisogna che attivare i sistemi di ricerca per quello che abbiamo detto prima, cioè perché le donne hanno il diritto di avere i farmaci sviluppati per loro, e se non facciamo ricerca noi, certamente non lo fa l'industria, perché avere 2 protocolli, uno per il maschio e uno per la femmina, costa il doppio e l'industria non lo farà. Allora sentiamo anche invece Leo Bassi cosa chiederebbe al Ministro dello Sport a Bodi, visto che abbiamo parlato di sanità, ma tutto incide perché uno si collega all'altro. Ecco, cosa chiederebbe lei come manager Bassi? Riguardo alla pista da bob, gli direi di non lanciare proclami, perché nell'ultimo mese ne ha lanciati 3, entro 48 ore decideremo sulla pista di Cortina, poi niente, poi entro 48 ore decideremo sulle opportunità che ci vengono date dall'estero, niente, e adesso l'ultima di qualche giorno fa decideremo sulla pista alternativa di Cesana, che sarebbe la panacea di tutti i mali, la ricostruzione di una pista che non è operativa dal 2011 per salvare l'orgoglio italiano di avere tutte le gare in Italia. Bene. E gli direi anche di ricordarci come si svolgono oggi le manifestazioni internazionali. Le manifestazioni internazionali, a cominciare dal campionato mondiale di basket che si è concluso in ottobre, si svolgono in più paesi.
I campionati mondiali di basket si sono fatti in Giappone, in Indonesia e nelle Filippine. I campionati europei di calcio del 2032 si svolgono in 3 paesi, fra cui ci sarà anche l'Italia. I campionati europei di calcio del 2028 si svolgono in 5 paesi, quindi il voler inserire, il voler costruire e il voler spendere all'interno di un piccolo spazio, e torniamo alla pista da bob di Cortina, è un'operazione fallimentare e antistorica. Soprattutto è antistorica perché va contro la tendenza che è ormai generalizzata di distribuire e di lavorare in un'ottica, perché lo sport è questo, in un'ottica di collettività. Abbiamo Luigi da Verona in linea. Ciao Luigi. Sì, buongiorno Mirella, Luigi Voldo, Indipendenza Veneto Verona. Senta, appunto, mi fa molto piacere che ci sia questa mattina tra i suoi ospiti il professor Garazzini. Il quale però una riflessione diventa anche istantanea. Dice appunto che 8 su 10 farmaci vengono ritirati, e questo è un po' preoccupante, perché questo cosa vuol dire? Quale fiducia, sentendo queste parole, può avere il cittadino, no? Quando si sentono queste cose? Benissimo. Poi per quanto riguarda la ricerca, diceva bene lì anche il suo ospite, i soldi servono per la ricerca, sì, invece noi cosa facciamo? Spendiamo queste vagonate di soldi per far cosa? Per le piste da pop, allora lì si trovano i soldini. Grazie Luigi, se no non riesce a risponderti il professore. Grazie della telefonata, sei stato chiaro. Prego professore. No, forse mi sono espresso male io, ma diciamo quando dico 8 su 10 farmaci ritirati dal commercio, non 8 su 10 farmaci totali, perché allora sarebbe un disastro, sarebbe i farmaci ritirati dal commercio per effetti tossici non sono molti, sono pochi all'anno. Se però andiamo a guardare sul totale dei farmaci ritirati dal commercio, che sono pochi, vediamo che 8 su 10 sono stati ritirati per danni indotti nelle donne. Ecco, No, si è spiegato molto bene il professore ed era giusto, perché così abbiamo tolto questo dubbio a Luigi da Verona. Professore, come ci saluta e che appello vuole fare? Prego. Non ho capito. Come ci saluta e che appello vuole fare? Il cappello? No, l'appello, che appello? Ah, che appello! No, perché il cappello lo mettiamo la prossima volta, se va tutto bene, ci mettiamo un bel cappello sopra, professore. Il professore lo merita di sicuro. No, ma io, diciamo, essendo un ricercatore, faccio un appello per la salute e la salute passa oggi attraverso una grande rivoluzione culturale, che è quella di ricordarci che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Abbiamo 3.700.000 diabetici di tipo 2, quelli dell'età adulta, e il diabete di tipo 2, che genera poi tante complicazioni, è una malattia evitabile. Il 40% dei tumori è evitabile e muoiono 180.000 persone all'anno di tumore in Italia. Ecco, noi abbiamo giustamente, ci siamo occupati delle cure, ma occupandoci delle cure senza pensare a nient'altro, abbiamo sviluppato un grande mercato che è il mercato della medicina, e ci siamo dimenticati che il mercato vuole sempre crescere e quindi ha ignorato che invece bisogna diminuire il mercato, perché dobbiamo occuparci di tutto quello che è evitabile. Specialmente con allevamenti intensivi, come ha spiegato bene lei benissimo. Attraverso la prevenzione.
Grazie, salutiamo, grazie al professor Silvio Garattini, fondatore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, grazie veramente di essere stato con noi, spero di averla ospite ancora perché veramente, come spiega il professor Garattini, pochissimi lo sanno fare, soprattutto per la competenza e soprattutto la passione che ha messo in questo lavoro. Grazie veramente di cuore professore, grazie anche a Leo Bassi, manager sportivo, grazie a voi, pubblicità. La posta.